Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di mercoledì 18 giugno. Cominciamo dalla prima pagina della Padania, che apre con la foto della Costituzione della Repubblica Italiana posata su un tavolo del potere. Lega ricostituente, Carroccio in campo per le riforme costituzionali, scrive la Padania, con un'intervista che poi leggeremo a Roberto Calderoli. Al 90% il lavoro è fatto, dice Calderoli. I nostri emendamenti difendono le autonomie e aprono a federalismo fiscale e costi standard. Trattiamo con tutti nel rispetto della nostra storia. L'intervista di Igor Iezzi poi la vediamo alle pagine 4 e 5. Intanto la patrimoniale che ci rifila Renzi, sul risparmio arriva il prelievo del 26%, al via da luglio l'imposta sulle rendite, fra i primi a rimetterci anche i pensionati. I famosi 80 euro in busta paga di Renzi non bilanciano, scrive Paolo Brera, le altre imposte che sempre Renzi ha aggiunto, ma che si è ben guardato dallo strombazzare. Prima fra tutte l'imposta sulle rendite finanziarie, che dal 1 luglio arriva al 26%, era il 12,5% un anno fa. A essere maggiormente coinvolte le classi medie, sottolinea l'economista Francesco Forte. C'è una redistribuzione delle tasse in cui l'effetto marginale negativo è superiore all'effetto marginale positivo. E sempre dalla prima pagina della Padania, Mare Nostrum, l'ultima del governo, la gestione all'Europa, ma sarebbe un disastro, scrive la Padania. L'operazione è stata un fallimento, dice il deputato leghista Molteni, e lo sarà ancora di più nelle mani di un carrozzone europeo. Intanto l'agenzia cerca un direttore, per vederla agire servirebbe Maroni, scrive la Padania. E a proposito di Maroni, lancerò il referendum per una Lombardia a statuto speciale. Davanti all'assemblea di Confindustria Como a Villa Erba, Roberto Maroni ribadisce: la nostra regione ha 10 milioni di abitanti e solo 3.000 dipendenti, il residuo fiscale è di ben 75 miliardi di euro. La pubblica amministrazione italiana non è soggetto unico, che ha comportamenti identici in tutte le regioni. Ci sono differenze straordinariamente rilevanti, ha detto Maroni. Per esempio, qui in Lombardia nel 2013 la media dei tempi di pagamento della regione ai fornitori era 30 giorni. Nel primo quadrimestre 2014 siamo scesi a 17 giorni. Perché noi lo facciamo, altre regioni no? Così Maroni davanti all'assemblea di Confindustria Como a Villa Erba a Cernobbio. Sebbene la Lombardia abbia 10 milioni di abitanti, la regione ha solo 3.000 dipendenti, per fare tutto, dalla sanità alle infrastrutture, mentre la regione Sicilia ha la metà degli abitanti e 30.000 dipendenti. Non mi pare che i servizi in Sicilia siano migliori di quelli della Lombardia. Secondo Maroni esistono buone prassi anche in Italia, la Lombardia ne è un esempio, e il governo deve individuarle e imporle alle altre realtà, come il meccanismo dei costi standard della sanità. Con l'applicazione di questo criterio, solo per gli ultimi 2 mesi 2013, la Lombardia ha avuto un vantaggio di 54 milioni, ha detto Maroni, e ciò solo grazie al fatto che abbiamo i conti a posto, soldi che abbiamo reinvestito nella sanità, abbassando la pressione fiscale e cancellando il ticket a 800.000 anziani lombardi. La Lombardia virtuosa e maltrattata, dice ancora Maroni, che continua ricordando il residuo fiscale della regione Lombardia, cioè la differenza fra quanto i lombardi pagano di tasse e quanto ricevono dallo Stato complessivamente, pari a 75 miliardi di euro. Il residuo fiscale non è giusto. Vorrei avere qui lo statuto della regione Sicilia, che prevede che tutte le tasse pagate dai siciliani restino in Sicilia. Se avessimo questo statuto, in Lombardia avremmo risolto i nostri problemi. Così Maroni propone un referendum per chiedere ai cittadini lombardi se vogliono o no che anche la Lombardia diventi una regione a statuto speciale come la Sicilia. Così la Padania, che riassume le considerazioni di Maroni davanti agli industriali della Confindustria di Como. Quanto alle infrastrutture, si stanno facendo con un sistema nuovo, ha detto Maroni, un partenariato pubblico-privato. Il 23 luglio metteremo in esercizio la Breve Mi e l'Arco TEM. Entro l'Expo metteremo in esercizio tutta la TEM, la tangenziale esterna milanese. Entro fine 2014 in esercizio il primo tratto della Pedemontana, con la tangenziale di Como e quella di Varese. Sempre poi dalla Padania veniamo al primo piano, lasciata la prima pagina, la questione del decreto IRPEF, i famosi 80 euro, spot elettorale da Renzi, solo tasse, scrive la Padania. Ma andiamo all'intervista
A Roberto Calderoli: salviamo le autonomie e ci prendiamo federalismo e costi standard, mai più schiavi di Roma e Bruxelles, avanti nel rispetto della nostra storia. Al posto di individuare con chiarezza le materie dello Stato e quelle delle regioni, volevano riportare tutto al centro, una Costituzione più centralista di quella del 47 sul modello dello Statuto albertino, il progetto originario del governo. Il lavoro che è stato fatto finora, in modo condiviso con l'altra relatrice, Anna Finocchiaro, e che spero vada in porto, ha dato al Senato una funzione vera, un ramo del Parlamento che ha un ruolo determinante e non accessorio. Salvare le autonomie, portare avanti il federalismo, difendere le regioni da chi voleva accentrare tutto a Roma. Roberto Calderoli ci sta provando, scrive la Padania. I contatti con Anna Finocchiaro hanno portato alla presentazione di emendamenti comuni. Secondo Calderoli, il 90% del lavoro è stato fatto, purché non venga smontato. A che punto siamo? Io e la Finocchiaro, dice Calderoli, siamo relatori del provvedimento di riforma costituzionale. Abbiamo trasmesso giovedì gli emendamenti al governo che riguardano tutti gli articoli della Costituzione, escluso l'articolo 57 sulla composizione del Senato. Il testo iniziale del governo aveva creato un Senato che non serviva a niente, sembrava un dopolavoro ferroviario per governatori delle regioni e sindaci. Era privo di qualunque valore. Non solo, erano state modificate le norme sulle materie concorrenti, quelle per cui lo Stato deve stabilire i principi e le regioni possono legiferare. Quelle norme che hanno anche causato ricorsi alla Corte Costituzionale, solo che il governo, al posto di individuare con chiarezza le materie dello Stato e quelle delle regioni, aveva riportato tutto allo Stato. Aveva proposto una Costituzione più centralista di quella del 47, senza più le regioni. Si facevano 10 passi indietro tornando al centralismo assoluto. Il lavoro che è stato fatto finora in modo condiviso con Anna Finocchiaro e che io spero vada in porto, dice ancora Calderoli alla Padania, ha dato al Senato una funzione vera, un ramo del Parlamento che ha una funzione determinante e non solo accessoria. Con il testo del governo avrebbe dato solo dei pareri, il Senato, sia nell'attività legislativa sia nelle funzioni di controllo. Prima c'era una sola lettura della Camera, tranne sulle leggi costituzionali. Oggi ci sono una serie di leggi che devono essere lette paritariamente da Camera e Senato. Quanto al superamento del bicameralismo perfetto, la doppia lettura non va bene per le materie di interesse governativo relative alla gestione del Paese, ma quando devi scrivere le regole, per esempio legge elettorale o trattati di appartenenza all'Unione Europea, mi sembra legittimo, dice Calderoli, che il ruolo sia attribuito anche al Senato delle autonomie, altrimenti siamo succubi di Bruxelles e di Roma. A quel punto uscivamo completamente dai giochi. Alcune materie dunque saranno esclusivamente in capo alla Camera, altre avranno una doppia lettura, Camera-Senato. Per quanto riguarda le materie di competenza della Camera, il Senato potrà poi esprimere un parere, ma la Camera deciderà in maniera effettiva. Ci sarà una riduzione dei tempi e dei costi, dice Calderoli. Soprattutto abbiamo fatto un lavoro egregio nell'individuare le competenze legislative esclusive dello Stato e anche nello stilare un elenco di materie legislative delle regioni. Prima non esistevano le materie esclusive delle regioni, c'era una suddivisione tra le materie concorrenti, quelle dello Stato e quelle residuali. In sostanza tutto quello che non era né concorrente né statale era in capo alle regioni. Questo ha creato confusione, una marea di ricorsi alla Corte Costituzionale. Ora abbiamo la massima chiarezza nel sapere chi deve fare cosa. Loro avevano modificato la Costituzione dando tutto allo Stato. Noi abbiamo fatto chiarezza precisando cosa fa lo Stato, cosa le regioni. C'è un accordo con la Finocchiaro più che col PD, precisa Calderoli. Ora vediamo cosa risponde il governo. Per ora il confronto l'ho avuto un po' col governo, anche se non è stato chiuso, e con la Finocchiaro, che è relatrice e presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Poi, è chiaro, ci sarà un passaggio col governo dal quale attendiamo le risposte e poi i singoli partiti. Sarà il capogruppo del PD a dare via libera. Direi che il 90% del lavoro però è stato fatto. All'interno delle proposte c'è la possibilità di realizzare il federalismo a velocità variabile, cioè che alcune competenze dello Stato possano essere attribuite alla regione o a regioni che si aggregano a livello nazionale o sovranazionale, guardando al concetto di macroregione. Per me l'aspetto fondamentale è la costituzionalizzazione dei costi e dei fabbisogni standard contenuta nei nostri emendamenti. Parliamo delle norme del federalismo fiscale ferme dai tempi di Mario Monti.
Il federalismo fiscale l'avevamo fatto con legge ordinaria, puntualizza Calderoli. Qualsiasi legge ordinaria successiva, avendo la stessa dignità, può prorogare o cancellare quelle precedenti. Se quel principio fosse in Costituzione, Monti non avrebbe più potuto fermare, come invece ha fatto, il federalismo fiscale. Sulla composizione del Senato e la sua elezione diretta o indiretta. Io non sono innamorato delle modalità elettive del Senato, dice Calderoli. Ci sono aspetti di maggiore autonomismo con la presenza dei consiglieri regionali o con i sindaci. Sono sempre dell'idea però che a scegliere sia il popolo facendo votare la gente. Comunque non mi strappo le vesti su questo. Forza Italia è l'unico interlocutore o no? Non ho capito il perché e non conosco fino in fondo i contenuti del cosiddetto accordo fra Renzi e Berlusconi, il patto del Nazareno. Non ho condiviso la legge elettorale che mi sembra demenziale. Forza Italia deve decidere cosa fare da grande. Noi andiamo avanti, abbiamo determinati obiettivi che rappresentano la storia politica del nostro movimento e ci muoviamo in quel solco. Quanto alla legge elettorale, non si fa una riforma costituzionale sulla base di una legge elettorale, ma il contrario, è la legge elettorale che discende dalle riforme. Tranne la stranezza della preferenza che applicata al Mezzogiorno vuol dire voto di scambio, trovo che la proposta di Grillo sia un'ottima proposta, dice Calderoli, un proporzionale ma sul modello spagnolo, con 42 piccole circoscrizioni che creano sbarramenti naturali, senza bisogno di scriverli nero su bianco con una norma. Sarebbero favorite le grosse forze e quelle radicate sul territorio. Qui non sono accordi con Grillo sulla legge elettorale, ma dialoghi. Se uno propone una cosa giusta, bisogna parlarne. Di legge elettorale si parla dopo la riforma costituzionale? Senza dubbio. Facciamo un'ipotesi. Se il Senato fosse eletto con metodo indiretto, noi ci mettiamo a fare una legge elettorale che fa votare il popolo per poi cancellarla? Una legge elettorale va fatta dopo che le Camere hanno fatto una prima lettura sullo stesso testo di riforma costituzionale, altrimenti è tempo perso. Quanto alla possibilità di trovare un accordo con Renzi, conclude Calderoli, qui si tratta di salvare le regioni, le autonomie locali, le battaglie della Lega sul federalismo, oppure lasciamo che sopprimano dopo le province anche le regioni e indirettamente con i tagli ai trasferimenti e il patto di stabilità chiudano anche i comuni. È una battaglia a difesa del territorio, di Renzi o Grillo, chi se ne frega. Così Roberto Calderoli, intervistato da Igor Iezzi per La Padania. Padania che pubblica anche alcuni estratti dell'intervista del settimanale Oggi, da stamani in edicola, che purtroppo noi non abbiamo qua, però al segretario della Lega Matteo Salvini. Domanda oggi: vuole rottamare Berlusconi? Risponde Salvini: non sono il tipo, ma i tempi cambiano, Silvio ha fatto tantissimo, ma col senno di poi l'alleanza ci ha dato meno di quello che avremmo voluto. L'Italia non è ancora un paese federale. Cos'è la destra dopo Berlusconi? Lo ammetto, mi piace Marine Le Pen. Ha preso il voto di operai, immigrati regolari, artigiani, risponde Salvini, e un giorno i francesi la eleggeranno Presidente della Repubblica. Come Marine credo poco alle categorie destra o sinistra. Se un progetto mi piace, chiunque sia a proporlo, lo sostengo. Con l'altro Matteo, Renzi, le distanze tra noi sono enormi. Lui occupa la scena, ma oltre a lui c'è il vuoto. Lo riempiremo noi. Renzi, come Monti o Letta, è stato imposto da Bruxelles, dai banchieri, dalla Germania. Appena nominato è corso dalla Merkel a dirle che avremmo fatto i bravi. È il leader di un paese a sovranità limitata. Quando Renzi propone una riforma che toglie potere a comuni e regioni per darlo allo Stato, gli parlo e cerco di fargli cambiare idea, dice ancora Salvini al settimanale Oggi, l'intervista in edicola stamani. Quando attacca i dipendenti pubblici che non fanno una mazza e annuncia tagli nella pubblica amministrazione, sono con lui. Noi ci abbiamo provato per anni senza particolare fortuna. Se lui ce la fa, tanto di cappello. Dietro Salvini chi c'è? Domanda il settimanale Oggi. I militanti, risponde Salvini. Dopo il voto si è avvicinata gente insospettabile, pronta a darci una mano. Imprese, gente di teatro, musica, moda. E ci congediamo dalla Padania con i maxi sbarchi che ci sono ancora, continuano per gli scafisti compensi milionari, Marina e Guardia Costiera al lavoro senza sosta, nel Ragusano centri di accoglienza al collasso, un morto a Palermo, un solo viaggio ha fruttato $550.000 ai trafficanti di uomini, scoperta gang che operava tra Libia e Tunisia. Infine, sempre dalla Padania di oggi, detenuto ingiustamente risarcito con 16.900 euro, un allora assessore leghista nel comune di Castelmella, Brescia,
Nel 2011, si chiama Mauro Galeazzi, finì in carcere con l'accusa di corruzione e peculato. Ora la Corte d'Appello ha chiuso la vicenda, era innocente, è stato detenuto ingiustamente. 16.900 euro di risarcimento. Galeazzi fu arrestato il 20 aprile 2011 su richiesta della procura. L'ordinanza era stata notificata a 3 altre persone. Pesanti le accuse. Come assessore all'urbanistica del comune di Castelmella, in concorso col responsabile dell'area urbanistica edilizia, aveva avuto la somma di 10.000 euro o promessa di soldi per assicurare ad Antonio Tassone un'immediata adozione del piano attuativo che comprendeva un'area commerciale per la quale Tassone aveva presentato richiesta di permesso di costruire. La procura contestava all'allora assessore leghista di Castelmella anche l'uso privato del telefono di servizio. Interrogato il 22 aprile forniva le proprie spiegazioni, ma l'arresto non veniva revocato. Il 3 maggio 2011 veniva scarcerato per mancanza di gravi indizi. I giudici stabilivano che le risultanze fattuali non indicavano che l'interessamento dell'imputato alla conclusione dell'iter amministrativo per l'adozione del piano di lottizzazione fosse dipeso da una promessa di denaro, essendo ciò escluso dagli altri soggetti indagati. Per i giudici del riesame era significativo che Galeazzi aveva sostituito il dirigente dell'area urbanistica con un altro tecnico. In poche parole, è stato poi dichiarato in appello innocente. Si è trattato di ingiusta detenzione, gli è stato riconosciuto un indennizzo 16.900 euro. Chiudiamo dalla Padania con l'ultima segnalazione sulla questione della SEA, la società che controlla gli aeroporti milanesi, e SEA Handling, che si occupa dei bagagli stretti, 2.300 dipendenti, stretti tra Bruxelles e il futuro di Alitalia. Migliaia di lavoratori sono a rischio esubero. La SEA è stata accusata e condannata dall'Unione Europea per aver contribuito a ripianare i debiti della controllata SEA Handling, un indebito aiuto di Stato per l'Europa. Per la Commissione europea l'unica strada era creare una nuova società che rispondesse al requisito della discontinuità rispetto alla vecchia SEA Handling. Accettato, ma ancora non basta. Gli operai hanno detto anche no. A proposito di Lega, prima di passare agli altri quotidiani, c'è il quotidiano Libero che torna insistentemente e ancora oggi a parlare di Salvini come leader di tutto il centrodestra. Quest'oggi è Barbara Romano a interpellare il senatore Paolo Romani, il capogruppo di Forza Italia al Senato. Romani apre a Salvini: faccia le primarie. Berlusconi è un federatore e non si discute, ma la Lega è cambiata e si occupa anche di Sud, dice l'ex ministro Paolo Romani. Il capo del Carroccio, Salvini, ha sostituito la parola Padania con Italia. Dobbiamo scegliere il leader della coalizione di centrodestra, che è cosa ben diversa dal leader di un movimento. Berlusconi ha fatto 13 giorni di campagna elettorale. Se le elezioni non sono andate bene è colpa di noi, uomini del partito. Salvini ha fatto una campagna elettorale molto apprezzabile, dice Romani, perché ha sostituito la parola Padania con Italia e si è occupato di agrumi siciliani e di porcellini sardi. Quindi ha fatto una campagna per il paese. È contro l'euro, ma sostanzialmente contro la burocrazia di Bruxelles. Quindi, dice il capo dei senatori di Forza Italia, l'ex ministro Paolo Romani, è giustissimo che anche Salvini partecipi alle primarie per il candidato premier quando si faranno. Maroni, dice l'intervistatrice di Libero Barbara Romano, ha capito che per salvare la Lega dal declino serviva un ricambio generazionale. Voi di Forza Italia non dovreste seguire l'esempio? Il leader storico della Lega, risponde Romani, cioè Bossi, era venuto meno e questo a noi non è accaduto. Però la campagna elettorale di Salvini ha dato i suoi frutti, perché la Lega ha saputo tornare in mezzo alla gente. Questo dovremmo fare anche noi. Veramente, dice l'intervistatrice, il leader della Lega era Maroni, che ha 20 anni meno di Berlusconi, ma non ha esitato a farsi da parte dopo 1 anno e mezzo di segreteria. Certo, risponde Romani, ma un conto è il leader storico di un movimento, un altro è il segretario di partito. Quando si porrà il problema della successione ne discuteremo, ma la leadership di Berlusconi come federatore del centrodestra nessuno può immaginare che possa venir meno. Noi invece dobbiamo scegliere il candidato premier della coalizione di centrodestra. Per quanto riguarda poi ancora l'atteggiamento di Forza Italia verso il governo, potete leggervi le solite cose e via dicendo. Ma, aggiunge Libero, i Lombard hanno un altro asso. Flavio Tosi, pure il sindaco di Verona, ha la stoffa del capo, scrive Giuliano Zulin. Con Matteo non è amore, ma la coesistenza
è possibile. La Lega canta vittoria, unico partito del centro-destra ad aver guadagnato punti ad europee e comunali, conquista di Padova con Bitonci. La forza dei padani sta in una spadanizzazione del messaggio politico. È comparsa la scritta basta euro sul simbolo. Il partito ha incassato voti anche al centro-sud, sta spingendo sulla raccolta firme per 5 referendum, si è ritagliato un ruolo da protagonista con Marine Le Pen. Allo stesso tempo non ha dimenticato l'autonomismo indipendentismo. In Veneto, che pochi mesi fa ha visto trionfare i sì nel referendum di plebiscito.eu, la Lega ha contribuito a far passare il referendum sull'indipendenza in Consiglio regionale. Parafrasando Renzi, si può dire che il vento è cambiato dalle parti di Via Bellerio. Il merito è tutto di Matteo Salvini, scrive Libero, segretario da 5 mesi, che era pronto a dimettersi se il movimento non avesse superato il 4% alle europee. Obiettivo centrato e non di poco. Anzi, vista la parallela discesa di Forza Italia e Nuovo Centrodestra, l'ex enfant prodige Lombard pensa in grande. A luglio, il 20, proprio a Padova, un congresso federale per farsi confermare a pieni voti leader della nuova Lega. Ieri Roberto Maroni, successore di Bossi, predecessore di Salvini, è uscito allo scoperto per lanciare Salvini, come dire niente scherzi, il candidato è lui e non si tocca. In realtà nessuno all'interno del partito ha in mente di prendere il posto di Matteo Salvini, che ha spinto il carroccio dalle stalle alle stelle. Nemmeno Flavio Tosi, che è stato l'unico ad avvicinarsi al boom di preferenze di Salvini. Il sindaco di Verona ha conquistato nella circoscrizione nord-orientale 100.000 voti, Salvini 108.000. Questo naturalmente solo nella circoscrizione nord-orientale, 393.000 per Salvini in tutta Italia. Numeri positivi, scrive Libero, se non fosse che i due grandi mietitori di preferenze non sono proprio amici per la pelle. Salvini è contro l'euro, Tosi è a favore dell'euro. Salvini è per il referendum secessionista in Veneto, mentre Tosi frena molto. Ora si stanno aprendo prospettive incredibili per la Lega Italia e due mastini al comando, Salvini e Tosi, potrebbero spingere il carroccio in pole position nella griglia dei partiti di centrodestra. A patto però che Matteo e Flavio marcino uniti, conclude Giuliano Zulin su Libero. Gli spazi per non scontrarsi ci sono, anche a livello geografico, l'importante è non ripetere gli errori della vecchia Lega. Chiudiamo adesso il capitolo Lega strettamente per andare alle prime pagine degli altri quotidiani. L'apertura del Corriere della Sera sul caso di Yara Gambirasio, che confidò di avere paura. La tredicenne parlò dei suoi timori con il fratello, perché aveva visto un uomo nei giorni prima che fosse uccisa che la guardava. Questo secondo quel che racconta Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Per i magistrati fu colpita, seviziata e abbandonata in agonia. La ricostruzione del delitto, poi lo vedremo. Sul caso Milano invece, vale a dire la Procura di Milano, è arrivata una lettera appello al vicepresidente del CSM Vietti, alla vigilia del giorno decisivo per risolvere la controversia fra il PM Robledo e il capo della Procura Bruti Liberati. La lettera l'ha scritta il Presidente della Repubblica, che è anche Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, per ricordare i poteri del Procuratore Capo al plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che oggi deve decidere. In sostanza dice: date ragione a Bruti Liberati, dice Napolitano. In particolare Napolitano richiama l'esigenza che non si esca dai binari della riforma 2006 dell'ordinamento giudiziario. C'è spazio in prima pagina peraltro anche per un'altra notizia. La cronaca nera in questi giorni abbonda. Accoltella e uccide a caso per strada una vittima e 2 feriti alle porte di Milano. Nudo, atletico, abbronzato, cammina scalzo, urla a squarciagola: sono un uomo libero. Ha appena accoltellato 3 persone, una morirà, 2 gravemente ferite. Si chiama Davide Frigatti, 34 anni, vive a Cinisello Balsamo, hinterland milanese, e la sua folle mattanza ricorda quella di un anno fa del ghanese Kabobo, che uccise 3 persone a picconate, scrive il Corriere in prima pagina. Tra le altre questioni della prima pagina del Corriere, l'invito di Renzi alle banche: niente alibi, fate credito alle imprese. Chiediamo alle banche di far girare denaro e di dare respiro alle piccole e medie imprese, ha detto Renzi. Ma intervengono anche in prima pagina sul Corriere l'economista Francesco Giavazzi e il giornalista economico Francesco Daveri sulle nomine e le riforme. Più ingegneri per domare la casta dei burocrati, è il titolo del pezzo. In attesa della riforma della dirigenza pubblica rimandata all'anno prossimo,
Renzi prosegue con la sua personale rivoluzione dal basso. Ha nominato per la prima volta una donna, Rossella Orlandi, all'Agenzia delle Entrate. Ha poi integrato la Consob, che vigila sulla borsa, con la docente di diritto commerciale Anna Genovese, e a rappresentare l'Italia alla NATO ha mandato un'altra donna, Mariangela Zappia, diplomatica che già rappresentava l'Unione Europea all'ONU. Nei primi 100 giorni di governo, scrivono Daveri e Giavazzi, la rottamazione del Premier ha finalmente cominciato a incidere anche sulla burocrazia. Ha iniziato usando la legge dello spoil system per cambiare 3/4 dei capi gabinetto, sebbene nella maggior parte dei casi si sia limitato a spostarli da un ministero all'altro, comunque li ha spostati. Solo Ciampi prima di lui. Ora mancano gli ingegneri, bisogna mettere gli ingegneri nei ministeri, nella pubblica amministrazione, per domare la casta dei burocrati. L'articolo di fondo, invece, a firma del professor Ernesto Galli della Loggia, ragiona sui limiti dell'operazione Mare Nostrum. Accogliere sì, ma ragionare è il titolo dell'editoriale. Salvare dalla morte in mare è un conto, accogliere stabilmente nel proprio paese un altro. Il primo è un obbligo assoluto. La seconda è una scelta politica. L'operazione Mare Nostrum implica la sovrapposizione contraddittoria delle due cose. In tal modo, scrive Galli della Loggia, viene percepita dall'opinione pubblica e proprio perciò rischia alla lunga di diventare insostenibile. Finora le autorità italiane hanno cercato di eludere la contraddizione con un escamotage. In pratica, salviamo dal naufragio gli immigrati, ma contravvenendo alle disposizioni europee, spesso evitiamo di identificarli prendendo loro le impronte digitali e depositando queste in una banca dati europea. In tal modo è loro possibile cercare di andare e restare in qualche altro paese dell'Unione Europea, perché da esso, anche se scoperti, non potranno mai essere rinviati nel paese di prima accoglienza che li ha identificati, come prescrivono sempre le norme europee, semplicemente perché tale paese non li ha mai identificati e dunque non è mai esistito. È in questo modo che l'Italia, alla quale sotto questo riguardo fa buona compagnia tutta l'Europa, evita di affrontare la questione cruciale. La questione è: quanti immigrati possiamo e può l'Unione Europea assorbire? Nessuno lo sa o lo dice. 10 milioni? 20 milioni? I numeri che premono da Africa e Asia sono di quest'ordine. Nessuno se ne cura. Sembra che non sia neanche lecito porsi la domanda, che tuttavia resta la domanda, sottolinea Galli della Loggia, anche se preferiamo aggirarla parlando di operazione umanitaria, di salvataggio, per qualcosa che senz'altro è questo, Mare Nostrum, ma che per le ragioni dette sopra è pure una decisione politica di accoglienza. Una decisione che appartiene a quel genere di decisioni che hanno due caratteristiche che dovrebbero far tremare le vene ai polsi di qualunque politico che prenda queste decisioni, dal momento che, primo, una volta adottata è difficile revocarla, secondo, una volta adottata il ruolo di chi la adotta non può che essere di totale passività. E questo è il nostro caso. L'Italia e il suo governo, una volta deciso di affrontare l'immigrazione con l'operazione Mare Nostrum, di fatto non sono più in grado di esprimere alcun punto di vista o di sostenere alcun interesse proprio, con una minima possibilità di farli valere, anche perché privi di interlocutori. L'Italia e il governo svolgono più o meno il ruolo che svolge un centralino dei vigili del fuoco che risponde alle chiamate di soccorso, punto e basta. Ma anche se non riceve risposta, la domanda resta: quanti immigrati può accogliere l'Italia? Quanti l'Europa? Un numero illimitato? Può essere, ma allora sarebbe bene dirlo. Invece le classi politiche italiane ed europee hanno preferito far finta di nulla e nei fatti conformarsi ai due comandamenti etici o ideologici che sembrano prevalere presso le loro opinioni pubbliche, quello del cosmopolitismo multiculturale e quello della sollecitudine cristiana per i derelitti, scrive ancora Galli della Loggia nell'editoriale del Corriere della Sera. Entrambi ottimi principi, i quali però non solo non servono a governare il fenomeno migratorio, ma contribuiscono non poco a dare l'impressione, pregna di contenuti politici, di un paese e di un continente che di fronte all'immigrazione non sanno fare altro che tenere la porta aperta e lasciare entrare chiunque voglia.
alimentando così il richiamo che esercitano sull'elettorato europeo non sempre di destra i partiti che si ispirano a un radicalismo identitario fortemente xenofobo, i quali sono ben lieti di approfittare della politica dello struzzo adottata da troppe forze democratiche, della loro troppo frequente rinuncia a dare voce alle ragioni dell'interesse e dell'identità nazionali. Pensare che dal bene non possa che nascere il bene è da ingenui. Soprattutto nelle democrazie, conclude Galli della Loggia, è spesso dal bene che può nascere il male e in genere quando ce ne si accorge è regolarmente troppo tardi. Così Galli della Loggia nell'articolo di fondo su Mare Nostrum sul Corriere della Sera. Lasciata però la prima pagina del Corriere della Sera, c'è il primo piano dedicato al racconto di Fiorenza Sarzanini sul caso di Iara Gambirasio e l'arresto di Massimo Giuseppe Bossetti, presunto assassino di Iara. Iara Gambirasio aveva paura, racconta Sarzanini. Qualche settimana prima di essere rapita davanti al centro sportivo di Brembate, si era spaventata perché aveva notato un uomo che la osservava. Lo aveva raccontato al fratellino, ma poi quella sensazione si era affievolita e anche i genitori non avevano fatto troppe domande, forse per non turbarla ulteriormente. Questo dettaglio torna adesso al centro dell'indagine e assume tutt'altra valenza, perché convince gli investigatori che Massimo Giuseppe Bossetti possa aver puntato la ragazzina e abbia scelto proprio lei tra le tante giovani della palestra, un'ipotesi rafforzata dai racconti delle persone interrogate nelle ultime ore. Residenti in quella zona, commercianti, che ricordano di aver notato Bossetti proprio nel periodo della sparizione e così forniscono indicazioni preziose. Stamani il pubblico ministero Letizia Ruggeri interrogherà di nuovo Bossetti. L'indagato vuole verificare se di fronte alle prove già contestate abbia cambiato linea difensiva decidendo di rispondere. La PM porterà un nuovo elemento, il verbale della moglie di Bossetti, che non gli fornisce alcun alibi per la sera del delitto. Carabinieri e polizia intensificano le verifiche, interrogano familiari, amici, conoscenti. Al lavoro gli specialisti del ROS e quelli dello SCO, il Servizio Centrale Operativo del Ministero dell'Interno. Ester Arzuffi, intanto, la mamma di Bossetti, 67 anni, nega di essere stata l'amante di Giuseppe Guerinoni, di aver avuto con lui 2 figli. Eravamo ragazzi, ha detto la donna, stavamo in paese tutti insieme, lo conoscevo, ma con lui non ho mai avuto alcun rapporto, tantomeno una relazione. Non è lui il padre dei miei 2 gemelli, cioè di Bossetti, l'inquisito per l'omicidio di Iara e della sorella gemella. Per tentare di dimostrare la propria buona fede, la madre di Bossetti, Ester Arzuffi, aggiunge dettagli su Vincenzo Bigoni, l'altro autista di Gorno, che per primo disse di aver saputo che Guerinoni aveva avuto una relazione clandestina e un figlio illegittimo. Ricordo bene anche lui, ha detto la madre di Bossetti, si era invaghito di una ragazza che poi è la sorella di mio marito. Intrecci buttati lì forse per confondere, scrive la cronista del Corriere, ma non serve perché il DNA ha fornito un risultato definito dal pubblico ministero di assoluta certezza per identificare Bossetti come ignoto 1, cioè l'uomo che ha lasciato una traccia di sangue sugli slip di Iara. Anche Marita Comi, che a Bossetti ha dato 3 figli, la sua compagna, viene interrogata. La legge concede alla moglie di sottrarsi. Lei non lo fa, anzi parla e ricostruisce. Lui, ha detto la moglie di Bossetti, ha una vita regolare, è molto dedito alla famiglia. Le chiedono di andare indietro con la memoria alla sera della scomparsa di Iara. Su questo la donna non sa dire nulla. A che ora è tornato non lo so, non ricordo. Nulla che le torni in mente, niente che possa apparire un alibi. È molto strano, scrive Sarzanini, perché quel 26 novembre 2010, quando Iara sparì, la notizia circolò velocemente e già durante la notte cominciarono le ricerche diventate mobilitazione di centinaia di persone per giorni, fino al 26 febbraio 2011, in cui fu ritrovato il cadavere. Possibile che una persona della zona, la moglie di Bossetti, per di più mamma, non ricordi cosa ha fatto quella sera, che non abbia tenuto a mente ogni dettaglio e spostamento del marito, dei figli, degli altri familiari? Il dubbio è che lei in realtà sappia tutto, ma abbia deciso di marcare la distanza dal suo uomo diventato il mostro. Nella tasca di Iara, scrive ancora Sarzanini, c'era un lettore MP3 e una batteria del telefonino, ma l'apparecchio, il telefonino, era sparito, evidentemente per evitare che agganciasse le celle e tracciasse il percorso.
Il cellulare di Bossetti, invece, risulta in zona un'ora prima della scomparsa della ragazzina, perché fa una chiamata, ma dopo tace, resta muto tutta la notte e alle 7 del giorno dopo, quando parla di nuovo, Iara è già stata abbandonata nel campo di Chignolo d'Isola, scrive Sarzanini. Però qui dovremmo essere in presenza di un soggetto che si preoccupa di far sparire il cellulare della vittima per evitare che possa essere rintracciato, tracciato, ma tiene tranquillamente acceso il proprio e nella zona, diciamo, dove va a colpire la vittima. Comportamento apparentemente contraddittorio, cioè fa sparire per non essere riconosciuto il cellulare della vittima, tiene acceso il proprio anche se non parla, perché parla, fa una chiamata a quel che risulta un'ora prima della scomparsa della ragazzina di Iara, dopodiché lo tiene acceso, se lo tiene e non si sbarazza, diciamo così, del cellulare. Insomma, ha l'accortezza, tra virgolette, di far sparire quello della vittima, ma di tenere il proprio. Comunque, i pubblici ministeri parlano anche di sevizie e crudeltà. Sull'arresto volevamo mantenere il riserbo, dicono i PM, che la danno ad intendere ad Alfano, il quale risponde: io non ho dato nessun dettaglio, casomai i dettagli ai giornali li ha dati la procura. Prosegue il lavoro delle forze dell'ordine perché le indagini, ha detto il questore, non sono ancora chiuse. Si parla anche di un complice. Il muratore intorno alla casa della ragazzina, titola ancora il Corriere, era sempre qui. L'uomo accusato dell'omicidio non viveva nella zona, ma frequentava un centro estetico che era a 2 passi da casa Gambirasio. Il clientone lo chiama la titolare del centro estetico, Francesca, che lo ricorda, Bossetti, con un accrescitivo. Perché? Perché andava spesso, almeno 2 volte alla settimana, dice, sempre per una doccia di 15 minuti, che sarebbe la lampada integrale, viso e corpo. Veniva anche in tenuta da lavoro. A essere importanti sono i luoghi. La vecchia sede del centro estetico, che fino all'anno scorso stava in via Dolgotti, cioè la strada vicina a quella dell'abitazione dei Gambirasio. Bossetti se lo ricordano, scrive Marco Imarisio sul Corriere della Sera, anche all'Otto Caffè, quel muratore dagli occhi spiritati, che forse solo oggi appaiono tali agli avventori, quelli che ironizzano sulla virtù della madre dei Bossetti, finti ricordi che in realtà sono lettura del giornale. L'unica certezza è che la ragazza al banco gli serviva il caffè, ha conservato l'impressione di una persona riservata. Il bar è dove via Sorte incrocia via Rampinelli. Dall'altra parte c'è il Carrefour, istituzione del quartiere, supermercato. Era nostro cliente, non siete i primi che vengono a chiedere. L'hanno fatto anche i carabinieri, dice il direttore del Carrefour, uomo gentile. Con la mano sinistra copre la targhetta col nome che porta sul taschino della giacca. Alcune commesse mi hanno riferito che ogni tanto faceva la spesa per la famiglia, da 2 anni non veniva più. La strada che Iara avrebbe dovuto percorrere la sera del 26 novembre 2010 non è lunga. La città dello sport dista un isolato da casa sua. Davanti all'ingresso principale, sulla strada che va alla statale per Bergamo, c'è il distributore della Shell. Simone, il titolare, ci parlava spesso, un tipo normale, dice di Bossetti, faceva benzina, 2 parole, non aveva fretta. Insomma, c'è poco da raccogliere in questa vicenda qui. Mentre la moglie di Bossetti ha detto non è un mostro, ma adesso penso a proteggere i miei figli. Il muratore risparmiava sul gasolio e faceva la comunione tutte le domeniche, scrive ancora il Corriere della Sera, che infine si occupa anche della madre del Bossetti, la signora Esther Arzufi. Massimo ha detto di stare tranquilla, ma se è stato lui deve pagare. 67 anni, è una donna energica, ora mi toccherà, dice, andare dallo psicologo. Nel 67 si sposò, appena maggiorenne, lavorava da operaia in una cooperativa, faceva le pulizie. Nel 70, secondo gli inquirenti, avrebbe avuto una relazione extraconiugale con l'autista di autobus Guerinoni. Alle 18 di lunedì, mentre stavano arrestando suo figlio, la signora Esther era al lavoro. Accudisce la vedova dell'uomo che ha costruito il paese dove vive, un impresario edile scomparso pochi anni fa. Soltanto stamani ha telefonato in cooperativa per chiedere di essere sostituita da una delle sue migliori amiche, una badante romena che adesso compare sul vialetto della villa. È una persona generosa, fa solo del bene, è sempre disponibile, lavora di notte. Stare dietro ai malati di Alzheimer è molto faticoso, dice la badante romena della signora madre dell'arrestato Bossetti. È una difesa generosa, non richiesta, al tempo stesso crudele, perché rivela le crepe prodotte dal racconto di quanto accaduto nelle ultime 24 ore.
Noi non discutiamo mai delle cose personali, da queste parti non si fa, madre e figlio si saranno pur guardati in faccia qualche volta. Se l'hanno fatto, il posto deve essere il tavolo al centro del tinello che per un momento appare da una porta che si apre all'improvviso. Insomma, poco da raccontare anche qua, in verità. Mentre lasciamo il primo piano del Corriere della Sera, andiamo anzi, e c'è l'altra vicenda del giorno, tocca parlare di nuovo di cronaca nera, quanto è successo ieri a Milano, anzi a Cinisello e a Sesto. Sono un uomo libero, a tutto il mondo lo voglio gridare, a tutto il mondo sono un uomo libero. Il corpo nudo, atletico, scolpito dal Kung Fu, nessun vestito addosso, cammina scalzo pronunciando queste parole lungo la pista ciclabile che porta verso il Parco Nord a Milano. Urla a squarciagola mentre supera gli alberi, una panchina, la recinzione di alcuni palazzi, le auto sfilano nello stradone e rallentano. Nessuno immagina che quelle braccia aperte come se stesse invocando il cielo sono sporche di sangue. Il sangue di 3 uomini, uno è morto, si chiama Franco Mercadante, 51 anni, gestiva un autolavaggio a Cinisello Balsamo, via De Amicis, periferia nord di Milano. Altri 2 sono gravissimi, uno è Francesco, il gestore del distributore Shell di via Gramsci a Sesto San Giovanni, ha 55 anni, lotta tra la vita e la morte al San Gerardo di Monza. L'altro è Dario, 68 anni, ha avuto la colpa di incrociare la strada di questo ragazzo mentre passeggiava al Parco Nord. L'uomo li ha feriti tutti a coltellate, diversi colpi sferrati per uccidere. La polizia lo ha bloccato alle porte di Milano mentre vagava urlando dopo essersi strappato i vestiti. Non ha spiegato i motivi di quella mattanza, si chiama Davide Frigatti, 33 anni, vive coi genitori a Cinisello Balsamo. Si definisce creativo, lavora in prova in un'agenzia pubblicitaria. Qualche precedente per spaccio, un furtarello nel 98, niente di importante, no legami con la malavita. Secondo le prime informazioni, mai ricoverato per problemi psichici né in cura. La polizia aspetta di interrogare i familiari. Una storia, scrive il Corriere, che somiglia terribilmente a quella di Mada Kabobo, il ghanese che l'11 maggio di un anno fa ha ucciso picconate 3 persone a Niguarda. Cinisello Balsamo dista meno di 3 chilometri da lì. La follia inizia alle porte del Parco Nord. Sono le 14:24. Davide Frigatti arriva, forse in auto, nel parcheggio che si trova di fronte ai giardini. Vede il pensionato Dario in bicicletta, nessuno assiste alla scena. Il ragazzo gli si scaglia contro con il coltello, lo ferisce. Quando qualcuno nota il corpo a terra, il 68enne è quasi senza vita. I medici del 118 lo soccorrono e lo trasportano in codice rosso al Niguarda. Arrivano le prime volanti della polizia, si ipotizza una rapina finita in sangue. Il secondo agguato è delle 15:20, un'ora più tardi. Francesco, il gestore del distributore di via Gramsci, viene aggredito mentre si trova nel gabbiotto con la cassa. I soccorsi lo trovano in condizioni disperate. Non parla. Dalle telecamere si vede solo un ragazzo che entra e lo colpisce. Non è chiaro se sia tentativo di rapina o se, come sembra, si tratti di un'altra vittima casuale. Il sospetto diventa certezza alle 15:38. Al 118 arriva una terza telefonata di una donna. Pensavo a un malore, l'ho cercato, era a terra, non rispondeva. La vittima è il titolare della nuova SGL di via De Amicis 54 a Cinisello, ha 51 anni. Il corpo è riverso vicino al bagno, in fondo al cortile. Un dipendente racconta di aver sentito urlare e di aver visto il ragazzo in fuga. C'erano 2 auto ferme vicino alle macchine per il lavaggio. Non c'era nessuno sopra. Ho cercato il signor Franco, il titolare aggredito, lui non rispondeva. Ho seguito le tracce di sangue, portavano all'ingresso del locale dove ci sono i servizi. Tutto era sporco di sangue. Poi ho visto un ragazzo che scappava a piedi. La fuga viene fermata da 2 agenti della polizia scientifica usciti dalla questura di Milano per i rilievi sulle altre aggressioni. Gli agenti lo vedono accanto a un cavalcavia che porta verso Milano. Era alterato, diceva frasi senza senso, ma soprattutto era nudo, si era liberato dai vestiti. I poliziotti lo bloccano, lui urla frasi senza senso, ma non oppone resistenza. Viene interrogato fino a tarda notte negli uffici della squadra mobile. Nessuno sa perché lo abbia fatto. Lui non riesce a spiegare il motivo della mattanza. Sembra che tra la prima e la seconda aggressione sia tornato a casa dai genitori. Era strano, agitato, poi è uscito di nuovo. Abbiamo cercato di fermarlo, dicono i genitori, ma se n'è andato. Di questa questione si occupa anche il quotidiano Il Giorno, della questione dei genitori. Un ragazzone solare, simpatico, educato, lo definisce Il Giorno, amante del calcio e delle feste alla moda, campione di arti marziali, apprezza l'arte, Van Gogh,
Un uomo che, secondo i vicini di casa, non mostrava problemi né anomalie. Davide Frigatti, 34 anni, ragazzo educato e disponibile, dice Michele, un anziano vicino di casa. Anche lunedì pomeriggio mi ha visto arrivare in bici, si è offerto di portarmela fino al cortile per non farmi fare la fatica di salire qualche gradino. Non capisco cosa gli è successo. Il papà del ragazzo, del 33enne Gino, lo ha visto arrivare trafelato, mormorando parole senza senso. Dio mi ha parlato, avrebbe ripetuto mentre si toglieva i vestiti sporchi di sangue e indossava abiti puliti. Pochi istanti nei quali i familiari hanno osservato impotenti il suo tormento, scrive il Giorno. Poi il padre lo ha visto prendere un coltello dalla cucina e uscire. Devo uccidere ancora, avrebbe detto. A questo punto il papà corre al commissariato di polizia di Cinisello, un paio di chilometri da casa, per dare l'allarme. Non telefona. In ciabatte e con una tuta rossa indosso è arrivato in via Cilea, chiedendo di cercare suo figlio, perché era evidentemente fuori di sé. Gli eventi si sono susseguiti in pochi momenti. Probabilmente a quell'ora Davide aveva compiuto anche il suo ultimo agguato, uccidendo l'inerme Franco Mercadante, il gestore dell'autolavaggio di via De Amicis. Mentre la polizia stava cominciando le ricerche, al centralino del commissariato fioccavano telefonate di cittadini che segnalavano un uomo nudo camminare tra il Parco Nord e il cavalcavia stradale di via Perbresso. Quel folle era Davide, gridava: finalmente sono libero, mi son purificato. Agli inquirenti Davide non risulta un nome del tutto nuovo. Aveva un vecchio precedente per furto che risale a quando aveva meno di 20 anni. Negli ultimi mesi i carabinieri l'avevano denunciato per stupefacenti. Che sia stata proprio la droga a indurlo alla follia, scrive il Giorno. Anche il Corriere della Sera cerca di tracciare il ritratto di questo Davide. Mi piacciono gli artisti come Van Gogh, un maledetto pazzo morto disperato a soli 37 anni, scriveva sul solito Facebook 3 mesi fa Davide Frigatti, 33 anni appunto, ieri è diventato un omicida, sportivo, campione di Kung Fu, appassionato di calcio, corridore, nuotatore, palestrato, ha ucciso una persona a coltellate, ne ha ferite 2 gravemente. È anche l'uomo che cammina nudo per i vialoni in preda a delirio di onnipotenza. Postava riflessioni e pensieri sulla bacheca del social network, affascinato dalla follia, dai personaggi storici sensibili a povertà e miseria, amante dei buoni vini e della pesca. Stava cercando a fatica di entrare nel mondo del lavoro, in prova per un'agenzia pubblicitaria del centro. La zia lo definisce normale, non si dà pace, le si è raggelato il sangue alla notizia. Un ragazzo normale che da ieri è l'assassino che ha fatto rivivere l'incubo Kabobo. Tra i pochi testimoni del suo percorso di morte, alcuni ragazzini che con lo smartphone in mano lo hanno ripreso. Ridendo lo inquadrano, quasi cantano con lui, ignari del sangue versato. E infine, per chiudere con la cronaca nera, che annerisce anche l'anima, il padre che ha massacrato la moglie e i 2 figli a Motta Visconti dice: ci stavo pensando già da una settimana. I PM a questo punto contestano la premeditazione. Ci pensavo da una settimana, ormai non avevo scelta. Con queste parole Carlo Lissi, il padre omicida di Motta Visconti, ha rivelato di aver passato 7 giorni pianificando la strage, ore trascorse a pensare al delitto, all'idea di uccidere la moglie e i figli Giulia di 5 anni e il piccolo Gabriele di 20 mesi. Lo ha detto lo stesso Lissi davanti al PM Benelli e al procuratore capo Cioppa. I magistrati hanno chiesto al GIP la convalida del fermo emesso domenica per triplice omicidio. Nella richiesta di emissione di misura cautelare nei suoi confronti, gli inquirenti hanno contestato l'aggravante della premeditazione, un elemento importante per la ricostruzione del triplice delitto. Oltre alle parole dello stesso Lissi, i carabinieri hanno raccolto altri elementi che confermano la premeditazione. Anzitutto il fatto che Lissi abbia insistito con un amico per vedere la partita dell'Italia in un bar, una circostanza anomala secondo lo stesso amico, visto che il 31enne non lo aveva mai fatto prima. Quando l'amico è costretto a disdire l'appuntamento perché si sente poco bene, Lissi contatta Carlo Caserio, che vive poco lontano, e si autoinvita via SMS a casa sua, dove vedrà effettivamente la partita dei mondiali. Per gli investigatori Lissi non aveva altra possibilità di uscire di casa a quell'ora tarda e di approfittare della partita per costruirsi un alibi e inscenare la finta rapina. Oggi intanto all'Istituto di Medicina Legale di Pavia saranno eseguite le autopsie. Oltre al medico legale ci saranno un genetista e un tossicologo e consulenti nominati dal legale di Lissi, Corrado Limentani. Gli inquirenti vogliono scoprire se Lissi abbia sedato i figli prima di metterli a dormire.
Nelle sue confessioni ha detto che dopo aver affondato la lama alla gola dei figli, loro non hanno avuto reazione. Nella richiesta di convalida del fermo, i magistrati non hanno inserito riferimenti al movente passionale, a quella collega di lavoro di cui si era invaghito. La donna è stata risentita dagli inquirenti, non sarebbe emerso null'altro. Lissi è in isolamento nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. Sorvegliato a vista, dal giorno dell'omicidio non ha versato una lacrima. Così il Corriere della Sera. Adesso andiamo fuori dalle pagine di cronaca per passare al primo piano della politica interna, oltre alla questione dello scontro fra PM a Milano, su cui interviene Napolitano con una lettera al CSM che ricorda i poteri del procuratore capo. C'è anche il ritorno di Fini in campo. Proprio lui, Gianfranco Fini, l'ex presidente della Camera, ha fatto un video per la discesa in campo. In un breve filmato, per presentare la convention Partecipa 28 giugno a Roma, per la destra che non c'è, si mostra nei panni del mister di una squadra di calcio. In completo grigio e cravatta, Fini si alza dalla panchina e in area, con un gesto della mano, chiama sul dischetto del rigore un giocatore. Prima del tiro lo slogan: una partita si può perdere se la giochi a testa alta, senza secondi fini. Per tornare a vincere, partecipa, è lo slogan del Fini allenatore, che organizza una convention per una nuova destra. Mentre c'è un'intervista da segnalare a pagina 8 del Corriere della Sera, quella al filosofo tedesco Jürgen Habermas, nato nel 29 a Düsseldorf, storico e sociologo oltre che filosofo, appartenente alla scuola di Francoforte da cui si è staccato, che parla di Europa, la mia proposta per una unione più democratica, nel giorno in cui Habermas compie 85 anni. L'austerità, dice il filosofo, a spese dei più deboli rischia di aumentare i populismi, che è un'analisi non inedita, diciamo così. Mentre per quanto concerne la politica italiana, sulle riforme si aprono le consultazioni. La Lega guarda anche a Grillo, come abbiamo detto sulla legge elettorale, il giudizio di Calderoli che abbiamo letto prima, di apprezzamento della legge proposta da Grillo, i vertici con i partiti, Renzi stesso potrebbe vedere il Movimento 5 Stelle. Poi ancora dal Corriere della Sera, ma siamo alla pagina degli esteri, la storia di un sedicenne zingaro, rom, in Francia. Darius, 16 anni, è stato ritrovato privo di sensi dentro a un carrello da supermercato abbandonato davanti al quartiere dei Poeti a Pierrefitte-sur-Seine, nella periferia nord di Parigi. Ora è in coma, in ospedale a Parigi, con fratture multiple alla testa. Non si sa se si salverà. Nel pomeriggio di lunedì una dozzina di persone lo ha rinchiuso in una cantina e massacrato di botte. Erano certi che fosse lui, rom pregiudicato, l'autore dell'ennesimo furto nel quartiere, un linciaggio di un ragazzino che ha suscitato grande emozione in Francia. Ieri hanno incolpato il governo sia la sinistra radicale sia l'estrema destra del Front National, che ha parlato di colpa del lassismo delle istituzioni se i cittadini sono costretti a farsi giustizia da soli. Hollande, il presidente, ha parlato di atti ingiustificabili che cozzano con i principi della Repubblica. Sempre poi dal Corriere della Sera, tornando invece alle vicende italiche, c'è un'altra ruberia, il buco milionario all'Istituto Superiore di Sanità che viene commissariato. La decisione del ministro Lorenzin, le gestioni 2011 e 2012 nel mirino della Corte dei Conti. È il maggior centro pubblico di ricerca sanitaria in Italia, 1500 dipendenti, 15 dipartimenti, 450 collaboratori, un movimento finanziario di 320 milioni all'anno coperti da finanziamenti del Ministero della Salute e fondi nazionali ed europei per progetti di ricerca. Stiamo parlando dell'Istituto Superiore di Sanità. Pachiderma che produce tanti risultati in prevenzione, controllo, certificazione e epidemiologia, ma produce anche buchi in bilancio. Lo ha denunciato la relazione della Corte dei Conti, pubblicata lo scorso novembre, per il 2011-2012. Dalla segnalazione dei giudici è scaturita la decisione del ministro Lorenzin di commissariare l'ente. Le procedure sono state avviate, i vertici dell'istituto ne sono stati informati. Sempre poi dal Corriere, prima della pubblicità, c'è da segnalare una iniziativa per Expo, dal Bergamotto alle ville di Palladio, 25 percorsi per l'Italia dell'Expo, itinerari in ogni regione,
inserita e poi tolta anche la residenza di Berlusconi. Il progetto su prodotti tipici e cultura. Il ministro dell'Agricoltura Martina dice è una sfida per valorizzare zone belle ma ancora poco conosciute, coinvolti oltre 150 musei, 20 siti UNESCO che per i 6 mesi dell'Expo resteranno aperti dalle 10 alle 20. Nelle liste le residenze Sabaude, la Basilica di Aquileia, le città tardobarocche di La Val di Noto e il villaggio nuragico di Barumini. Infine, sempre dal Corriere della Sera, oltre alle bellezze in vista dell'Expo, si riapre il caso dell'Argentina. Tango Bond di nuovo a rischio, una beffa per i risparmiatori. Standard Poor's taglia il rating dell'Argentina, il debito estero argentino più vicino al fallimento, ma la presidenta Kirchner dice tratteremo, ma pagare subito è un'estorsione da parte degli Stati Uniti. È escluso un default del debito già ristrutturato. Siamo di fronte a un'estorsione, ha detto Cristina Fernández de Kirchner, presidente dell'Argentina. Poi vedremo meglio questa vicenda, ma intanto chiudiamo dal Corriere con un paio di segnalazioni rapide. C'è anche Guido Ceronetti, andiamo a dopo perché adesso c'è la pubblicità, le previsioni del tempo e poi appunto un paio di segnalazioni in tema di Europa ed euro e dintorni. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 70.
si diceva che il caffè fa male, perché da uno studio recente fatto dall'Università di Padova si parla che il caffè fa bene al fegato, fa dimagrire, serve per la circolazione, per cui beviamo il caffè padano, perché oltre a dare un sostegno, una mano alla nostra meravigliosa radio, facciamo qualcosa anche per la nostra salute. E allora chiamiamo subito l'800 22 20 20, perché per i veri padani il caffè padano non può mancare nelle nostre case. E poi Sammy, tu che tutti i giorni ormai da un paio d'anni bevi il nostro caffè, vorrei sapere le persone che vengono in studio cosa dicono del nostro caffè. Sono sempre felici, è la prima cosa che ci chiedono, ma noi lo ricordiamo sempre, signori. Se non avete ancora assaggiato il caffè padano, venite a trovarci negli studi di Milano di Radio Padania, e quando entrate, dopo averci dato la mano, ci chiedete il caffè padano. Vedrete che squisitezza. Grazie Giampaolo! Un saluto a tutti! Tutti i mercoledì, dalle ore 14:30, caro amico ti scrivo, la più bella musica di sempre in compagnia di Gabriella Monti. Mi ritorni in mente. Tutti i mercoledì dalle ore 14:30 su Radio Padania Libera. Allora, brevemente, dalla terza pagina culturale del Corriere della Sera, l'intervento di Guido Ceronetti sull'Europa, alla quale serve una Cassandra. Ultimo avviso all'Unione Europea: o ritrova se stessa o è disastro per tutti. Nazionalismi, errori strategici, debolezze istituzionali, eppure dell'Europa abbiamo bisogno. Quanto all'euro, scrive Ceronetti, è un rifugio antiatomico, è scomodo, ci si sta stretti, ma fuori è peggio. E sempre sul tema dell'Europa, la lettera al Corriere della Sera a Sergio Romano della signora Luisa, che scrive della preveggenza di Margaret Thatcher, che si scagliò contro l'euro e la Banca Centrale Europea in tempi non sospetti. Parlò di pericolo per la democrazia e disse che l'euro sarebbe stato fatale per i paesi più poveri, perché avrebbe devastato le loro economie. Oggi direbbe la gestione dell'euro avrebbe devastato le economie, perché di gestione si tratta. Gli gnomi della Banca Centrale hanno gestito l'euro all'opposto di come sono stati gestiti dollaro e yen. I risultati: migliaia di aziende chiudono, milioni di disoccupati, forte sentimento anti-europeo. Al contrario, le economie americane e giapponesi vanno a gonfie vele. Ci sarà qualcuno che farà autocritica? Risponde Sergio Romano: cara signora, Margaret Thatcher ebbe il merito di svecchiare la società britannica, mobilitare energie in un paese in cui l'economia aveva smesso di crescere e i sindacati difendevano settori antiquati come il carbone. Ma non fu infallibile, commise grossi errori come quello della poll tax, un testatico che sostituiva la vecchia tassa sugli immobili. Fu congedata alla fine dal suo partito. Appellarsi a un verdetto della Thatcher per attribuire all'euro la responsabilità della crisi significa adottare un'interpretazione discutibile. L'introduzione dell'euro ha avuto 3 effetti molto positivi, scrive Sergio Romano. Ha abolito le incertezze del cambio fra le valute dei Paesi membri della comunità, ha reso possibile il mercato unico, ha diminuito gli interessi sul credito. Per trar vantaggio da questi 3 mutamenti occorreva che ogni paese mettesse se stesso in condizioni di approfittarne, aumentare la produttività, adottare le riforme, mercato del lavoro, relazioni sindacali, funzione pubblica, previdenza sociale, sanità, infrastrutture, banda larga, che avrebbero permesso ai paesi di diventare più competitivi. Gli stati che lo hanno fatto, come la Germania di Schröder, hanno aumentato le esportazioni e il surplus delle partite correnti, hanno ridotto il deficit e il debito. Quelli che non l'hanno fatto, come l'Italia, hanno smesso di crescere. Non dobbiamo le nostre sventure all'euro, le dobbiamo alla leggerezza di una classe politica che ha vissuto alla giornata, pensando ai voti di domani piuttosto che al futuro, e non ha spiegato all'opinione pubblica gli impegni derivanti dalla partecipazione all'Unione monetaria. Quanto alla gestione della BCE, fu senza dubbio poco prudente concepire un'istituzione che era tenuta solo a difendere la stabilità della moneta unica, ma le iniziative di Draghi sono state positive e la prospettiva di un'unione bancaria sarebbe un progresso verso l'unificazione delle politiche di bilancio. Insomma, bisogna andare avanti, non indietro.
Noi italiani abbiamo alle spalle solo il triste passato delle svalutazioni competitive e dei deficit a 2 cifre. Sul successo della politica economica del premier giapponese meglio stare alla finestra per qualche mese. Così scrive Sergio Romano. La lettura del libretto Basta Euro, quello curato dal professor Borghi Aquilini, consente di avere tutte le controdeduzioni, diciamo così, alle tesi standard di Sergio Romano. C'è da segnalare ancora nella pagina delle lettere la rubrica Tutti i frutti di Gian Antonio Stella sul porcellissimum che è spuntato in Calabria. Quanto pesa il porcellissimum, la legge elettorale calabrese, nella svolta di Grillo e Casaleggio che hanno deciso di provare a scrivere con Renzi almeno la legge elettorale? Pesa molto, forse. Il contrordine Grillini, dopo anni di guerra frontale, è arrivato a ridosso della porcheria decisa dal Consiglio regionale della Calabria, che all'ultimo istante, prima di essere sciolto, dopo essere stato azzoppato dalle dimissioni di Giuseppe Scopelliti, condannato a 6 anni di carcere per reati commessi quando era sindaco di Reggio, ha deciso di darsi, per le elezioni previste in autunno, col solo voto delle destre, nuove regole stupefacenti. Dalla prossima legislatura rimarranno fuori dalla regione le liste che non abbiano ottenuto almeno il 15% su scala regionale o il 4% in caso di appartenenza a una coalizione, e le coalizioni non raggiungano il 15%. Ha riassunto sul Corriere della Calabria Antonio Irricchio. Si capisce come la legge privilegi la formazione di coalizioni composte da più partiti. Non è un caso che tra i primi ad alzare la voce contro la nuova legge ci sia stato il Movimento 5 Stelle. Una furbata, scrive Stella, che dovrebbe risultare repellente anche a chi non sopporta Beppe Grillo. Le ultime europee hanno sancito il crollo della destra, autrice del colpo di mano. Può una coalizione che sa di avere oggi il consenso di meno di un elettore calabrese su 7 cambiare per proprio conto le regole in modo così sfacciatamente partigiano? Da segnalare ancora, infine, l'intervento del vice avvocato generale dello Stato Giuseppe Fiengo dopo l'articolo di Sergio Rizzo sull'avvocatura dello Stato, in cui Rizzo metteva al centro dell'interesse il tema delle spese nelle cause vinte quando c'è di mezzo lo Stato, che vengono qualificate come premi. Gli avvocati dello Stato, per legge e per doppio concorso, difendono lo Stato, ma sono avvocati, scrive Fiengo, e l'attività di questi avvocati dovrebbe essere retribuita secondo tariffe professionali. Il sistema invece è giustamente fondato su una riduzione dell'onere economico che le liti e le consulenze legali porterebbero se fossero affidate agli avvocati del foro libero, pagando loro anche gli onorari per consultazioni e cause perse. Il valore del lavoro svolto dagli avvocati dello Stato rimane lo stesso e, prosegue in sostanza il vice avvocato generale dello Stato, non è giusto che siamo pagati così, cosa che Rizzo metteva in dubbio. Intanto oggi ci sono tante notizie anche sul fronte milanese. Una di queste riguarda Mariolina Moioli, ex assessore alle politiche sociali nella giunta di Letizia Moratti, indagata per l'inchiesta sulle case vacanza del comune e per progetti fantasma che sarebbero serviti a finanziare la campagna elettorale. Le sono stati sequestrati beni per 1.400.000 euro, blocco preventivo di case e terreni alla Moioli e anche a Patrizio Mercadante, l'ex dirigente dell'assessorato guidato dalla Moioli, arrestato nell'ottobre 2012 per turbativa d'asta e corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulle colonie per i bambini. Altri 12 indagati pure hanno visto il sequestro dei loro beni. Il provvedimento parte da un filone dell'inchiesta sulle case vacanza del comune, fondi pubblici utilizzati nella campagna elettorale. Dalla fattoria didattica a Made in Milano, un maxi giro di soldi per pagare spot e feste, dice la procura. Tutte le iniziative finite sotto la lente di ingrandimento dei PM. I fondi dell'iniziativa A Scuola di volontariato, invece di essere utilizzati per servizi a bambini e famiglie, sarebbero stati usati per una ristrutturazione. Sempre dalla cronaca milanese del Corriere, visite private, saune e tennis, primario assenteista all'ospedale Buzzi, le indagini dei NAS, il dentista è stato pedinato e filmato, avviso di garanzia per lui, titolare di uno studio in San Babila, sotto accusa anche la moglie e una collega. Danni erariali, se le accuse saranno confermate, il primario dovrà risarcire i danni all'ospedale. Invece di essere in ospedale a curare i denti ai bambini, Giovanni Cossellu, 67 anni, primario del Buzzi, preferiva giocare a tennis, farsi la sauna e visitare a pagamento nel suo ben frequentato studio dentistico nel cuore di Milano. Una routine che andava avanti da anni, almeno dal 2011.
E sempre dal Corriere della Sera, ucciso dall'auto in fuga, il caso di Paolo Armenise, 48 anni, che il 12 giugno scorso è stato colpito da 3 uomini su un Audi A4 che viaggiava ad altissima velocità in tangenziale est all'altezza di San Giuliano Milanese. L'auto ha speronato con violenza la Jeep, ferma in colonna, su cui si trovava l'architetto Armenise, 48 anni. I responsabili, 3 nordafricani, sono stati individuati dai carabinieri della compagnia di Ro e di Lainate e arrestati dopo 5 giorni, ieri, nell'Interland di Milano. Sono 3 marocchini in fuga da un controllo dei carabinieri. L'accusa contestata dal PM a Roberta Colangelo è di omicidio con dolo eventuale. La prova decisiva per incastrarli, quella del DNA e le tracce trovati sulla loro vettura. Dopo la tragedia in tangenziale, gli immigrati erano riusciti a scappare. Accertamenti anche del RIS di Parma. E intanto, sempre da Milano, condanne confermate per boss affiliati e collusi del clan Lampada, la famiglia di 'ndrangheta Regina trapiantata a Milano. Ieri la Corte d'Appello ha pronunciato la sentenza: 14 anni e 5 mesi di carcere a Giulio Lampada, 8 anni e 6 mesi a Leonardo Valle, 8 anni e 3 mesi all'ex consigliere regionale calabrese di Alleanza Nazionale Francesco Morelli, 4 anni e 5 mesi al giudice del Tribunale di Reggio Calabria Giuseppe Giglio, 7 anni a suo cugino medico Vincenzo, 4 anni e 5 mesi all'ex militare della Guardia di Finanza Mongelli, 3 anni e 8 mesi a Francesco Lampada, 2 anni e 9 mesi a Maria Valle. Il verdetto accoglie le richieste del sostituto procuratore generale Barbaini e conferma l'impianto dell'accusa dell'antimafia, che nel 2011 portò agli arresti di personaggi appartenenti alla zona grigia della 'ndrangheta, che coinvolge figure istituzionali e politiche vicine, in questo caso alla famiglia Valle Lampada. Siamo stupiti della decisione della Corte d'Appello, non sono mai stati dimostrati i legami tra le famiglie Valle e Lampada, dice l'avvocato Rizza, difensore di Leonardo Valle. Ricorso previsto in Cassazione. Sempre poi dal Corriere della Sera, in cronaca lombarda, una iniziativa di abitazione che va molto in Germania, il co-housing, e in altri paesi europei, cioè in pratica insediamenti abitativi formati da alloggi privati, però corredati da ampi spazi, coperti e scoperti, cucine, laboratori, palestra, biblioteca, spazi per bambini, destinati all'uso comune e alla condivisione tra i co-residenti. 2 stanze, cucina e un amico per vicino. Siamo a Vimercate, Monza e Brianza. Trasloco in gennaio. Sarà abitato il condominio progettato insieme. Primo in Italia, il comune brianzolo ha avviato il piano delle abitazioni a misura di famiglia, ma anche di comunità. Ci vuole il giusto mix tra la garanzia di spazi privati e il calore di una prossimità su cui si può contare. Sempre in cronaca milanese, poi, il Giornale si occupa del comune di Milano. Fronda a sinistra, Pisapia all'angolo, da Monguzzi al presidente del Consiglio Comunale Rizzo, e guerra fredda al sindaco, resa dei conti sui casi SEA, Expo e Galleria. E poi c'è il PD furioso anche per un libro contro Israele che sbriciola la maggioranza di Pisapia. Alcuni consiglieri del PD sono usciti ieri con una nota di fuoco contro un'iniziativa organizzata dalla lista Sinistra per Pisapia, quella del presidente del Consiglio Comunale Basilio Rizzo. Il fatto è questo: il gruppo consigliare della Sinistra per Pisapia chiede la sala a piani dell'Arena di Milano per organizzare una serata di dibattito sul libro di Livia Rocac, Vivere con la spada, che tratta la questione israelo-palestinese. Tra gli ospiti Pizzinato, presidente Ampi Lombardia, Morgantini, ex sindacalista CGIL, e Paolo Limonta, il braccio destro di Pisapia. L'ufficio di presidenza dà il nulla osta, il consigliere del PD Gabbai legge il volantino e scoppia il finimondo. La sinistra radicale presenta questo libro dove il solo carnefice è Israele. Il Partito Democratico dice no. Intanto in regione una legge per i padri separati e soldi per aiutarli, approvata ieri in Regione Lombardia col no del centro-sinistra, la legge Lega Forza Italia lista Maroni, che prevede aiuti economici, punteggi nelle graduatorie per l'alloggio pubblico e assistenza familiare per i coniugi separati o divorziati in difficoltà economica e con figli. Per il 2014 stanziati 4 milioni di euro dal testo che ha visto come relatore Antonio Saggese della lista Maroni. E tornando al Comune di Milano, il Comune è al lavoro per una soluzione all'inghippo sulla proprietà di Palazzo Italia in vista di Expo. La Camera di Commercio ieri ha chiesto ancora garanzie sulla destinazione della struttura dopo Expo. Nell'attesa, bloccate le quote da 60 milioni di euro.
e quindi un buco si crea. Expo SPA ha firmato un accordo con Arexpo che di fatto esclude la Camera di Commercio. E per concludere, il Consiglio di amministrazione della SEA conferma i licenziamenti. La svolta dopo la bocciatura dell'accordo da parte dei sindacati di base. Maroni si dice preoccupato. Il destino della società aeroportuale in bilico. La vittoria dei duri del sindacalismo di base non lascia spiragli e per gli aeroporti milanesi si apre un periodo di scontro frontale, una battaglia dagli esiti imprevedibili all'aprirsi della stagione turistica. Dopo che il referendum ha bocciato col 61% l'ipotesi di accordo sulla ristrutturazione del comparto handling firmata dai sindacati confederali con la SEA, ieri il Consiglio di amministrazione della SEA ha formalizzato l'apertura delle ostilità e ha dato mandato al presidente Modiano di dare il via al progetto Airport Handling, che prevede la chiusura della vecchia società e l'apertura della nuova con il licenziamento dei dipendenti. 2300. Ma lasciamo la cronaca milanese e andiamo alla prima pagina della Stampa. Qui, tanto per tirarci sul morale, abbiamo Tangenti, anche all'Aquila chiedevano tangenti anche per ricostruire le chiese dopo il terremoto. 5 in cella, 3 imprenditori e 2 funzionari. Dall'ex vice commissario alla ricostruzione, pressioni su Letta attraverso i vescovi per far bandire le gare alla diocesi. Traditore, non ha altre parole il procuratore dell'Aquila, Cardella, per etichettare chi 5 anni fa aveva avuto carta bianca dallo Stato per mettere in sicurezza e ricostruire il patrimonio di chiese e monumenti dell'Aquila dopo il terremoto, salvo scoprire che oggi l'ex vicecommissario straordinario alla ricostruzione brigava con alcune ditte per fargli accaparrare gli appalti e giocava con aggiudicazioni, norme e bandi. Luciano Marchetti, una vita trascorsa al Ministero dei Beni Culturali, oggi libero professionista, era considerato il salvatore della patria, il santo laico protettore delle chiese dell'Aquila, e invece, in cambio del suo appoggio, le ditte dovevano comprare pacchi di suoi libri oppure pagare ricche consulenze al figlio utilizzando il veicolo di una società della zia. Scrive il GIP Giuseppe Romano Gargarella, uno dei costruttori finiti in carcere, Vinci, rimarca l'importanza dell'inserimento di Filippo Marchetti nella trattativa che ha portato all'aggiudicazione dei lavori di Santa Maria Paganica. O ancora pagare una tangente dell'1% alla segretaria di Marchetti, funzionaria infedele del Ministero che si appropriava di atti e li girava alle imprese, oppure manometteva i documenti per la partecipazione alle gare. L'ultima inchiesta della magistratura dell'Aquila, intitolata Betrayal, tradimento, portata avanti da Polizia e Guardia di Finanza, scoperchia l'ennesima cricca per la ricostruzione delle chiese. Santa Maria di Paganica, 1.900.000 euro, Anime Sante, restauro da 7 milioni, finanziato dal governo francese, la chiesa di San Silvestro, 4,9 milioni, la chiesa teatro di Sant'Agostino, 9,7 milioni. Colpo più grosso, il restauro del castello cinquecentesco, 31 milioni. Da ieri 2 persone in carcere, 3 ai domiciliari, 17 indagati. Un grande business il restauro dei monumenti, ma bloccato dalla complessità degli ingranaggi. Ma la cricca delle chiese sa come fare. Marchetti, impredicato di diventare tecnico di fiducia della Curia, parla con l'allora vescovo ausiliare, Monsignor Giovanni D'Ercole. Per aggirare le regole sulla gara d'asta sarebbe necessario trasformare le diocesi d'Abruzzo in soggetti attuatori. Con questo escamotage giuridico, le articolazioni del Ministero dei Beni Culturali sarebbero tagliate fuori dagli appalti e toccherebbe ai vescovi affidare i lavori per il recupero delle chiese, coi soldi pubblici. La legge dice altro, ma cosa importa? Monsignor D'Ercole è d'accordo, non così l'arcivescovo dell'Aquila, perché ritiene, si sente dire D'Ercole intercettato, che noi non siamo all'altezza di diventare soggetti attuatori. La storia finisce con una lettera preparata dal funzionario dei beni culturali, dal dirigente Marchetti, che il Monsignore fa firmare a tutti i vescovi d'Abruzzo e nel settembre 2013 viene recapitata all'allora premier Enrico Letta e successivamente allo zio Gianni Letta. Il costruttore Vinci, informato dalla segretaria di Marchetti della possibilità concreta di ottenere la leggina, esulta. Abbiamo vinto, facciamo bingo. Non esiste, commenta Cardella, il procuratore, un sistema l'Aquila, nel senso di cupola che governi appalti e tangenti.
Troviamo singoli episodi, li perseguiamo. È una città che resiste e non sa più indignarsi. Viaggio nel centro storico, una giungla di tubi e pontelli, racconta ancora La Stampa con Francesca Paci. Ma in prima pagina sulla Stampa c'è anche l'intervista a Laura Boldrini, presidente della Camera, che riappare. L'Italia è un posto sicuro per tutti i rifugiati. Tutte le regioni partecipino all'accoglienza. La Sicilia ne ospita il 33%, la Lombardia appena il 7%. Nei paesi di transito bisogna prevedere sedi dell'Unione Europea attrezzate ad accogliere le richieste d'asilo. Più accoglienza in tutte le regioni d'Italia, chiede tramite La Stampa la Presidente della Camera Boldrini. Ai rifugiati dobbiamo dare una vita sicura. A loro dirò: qui non vi succederà nulla, nessuno vi ammazzerà, nessuno vi perseguiterà, nessuno vi torturerà. Le cifre parlano chiaro: in Sicilia sono ospitati il 33% dei migranti, in Veneto il 3%, in Lombardia il 7%. Basta barconi nei paesi di transito, sedi dell'Unione Europea, per accogliere domande d'asilo e trasferire legalmente le persone, dice la Presidente della Camera. Intanto il Fondo Monetario dice all'Italia: bene le riforme ma meno tasse. E il metodo Renzi, ci informa La Stampa in prima pagina, fa breccia in Europa. Dopo il significativo ma informale via libera all'ultimo G7 da parte della Merkel e di Hollande all'impostazione italiana, cioè prima una nuova linea politica più flessibile, meno austerità, e poi le nomine, arriva anche il sì del Partito Socialista Europeo. Tornando invece strettamente alle cose di governo italiano, sul fisco e sulla salute, i ticket legati al reddito, aumento dei tabacchi da luglio e il 730 spedito a casa. Verranno riviste anche le agevolazioni fiscali, la rivoluzione della salute, nuovi ticket legati al reddito è la proposta allo studio della ministra Lorenzin. Intanto a luglio aumentano anche le sigarette. Poi c'è la revisione del catasto all'orizzonte. Attenzione, perché un'altra legnata arriverà con la revisione del catasto sulla tassazione di immobili, capannoni, terreni. Nella legge di stabilità di fine anno sarà messa in campo anche la revisione delle agevolazioni fiscali, e anche questa è un'altra legnata in prospettiva. Molto attenti a queste misure bisogna stare. Intanto appunto ticket più cari e sigarette più care a luglio, per estremizzare in sintesi. Pubblicità e poi vediamo le altre questioni della Stampa di oggi. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore il tuo sorriso. Per tutti i bambini fino a 14 anni residenti in Lombardia, le cure saranno in totale esenzione, perché a carico della Regione, presentando la ricetta rossa del pediatra. Sono esclusi manufatti e cure estetiche. Dai 14 ai 16 anni si paga solo il ticket. Cure in esenzione anche per persone in difficoltà per reddito, perché disoccupate o affette da patologie. Per sapere se rientri nei parametri, chiama il numero verde 800 700 860 o vai su pentadent.it. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia. Serena starà benissimo. E costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini. Asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini. Per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it. Anche su Facebook. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 €. Venite a trovarmi, vi aspetto! Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda.
Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli ascoltatori di Radio Padania prosegue. Se riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti, mi raccomando, rispondi Radio Padania Libera. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Andiamo rapidi per l'ultima mezz'ora circa di rassegna stampa. Dal primo piano del quotidiano torinese, Paolo Colonnello inviato a Bergamo sul super carabiniere del ROS per le indagini sul caso di Iara Gambirasio, che, notato per inciso, fa più notizia rispetto al caso di Motta Visconti, dove un uomo stermina la propria famiglia. Detto per inciso, già a livello di opinione pubblica, diciamo così, indotta o meno indotta che sia. In ogni caso, qua parla il super carabiniere del ROS: i miei 4 anni tra caserme e laboratori per trovare quel maledetto DNA. Tutte le sere tornavo dai miei figli e pensavo a Iara. I primi mesi dopo il delitto non è stato semplice tornare a casa e vedere tua figlia o tuo figlio, il pensiero andava sempre a Iara. L'indagine è diventata parte della nostra vita, un impegno dovuto anche ai suoi genitori, che non abbiamo voluto conoscere per non farci coinvolgere. Appena avuto l'esito del DNA siamo intervenuti. Dopo 3 anni e mezzo Bossetti si era illuso di avercela fatta, era tornato alla sua vita normale. E sempre dalla Stampa: nessun sospetto, ero convinta che la mia Cristina fosse felice. Sono da Motta Visconti le parole della madre della donna uccisa coi figli. Non si è mai confidata, dice la madre. Gli inquirenti pronti a contestare all'uomo finito in manette, come abbiamo già detto, la premeditazione. E sempre dalla Stampa di oggi, per la pagina degli esteri, in Libia un blitz americano, catturata la mente dell'attacco a Bengasi in cui fu ucciso nel settembre 2012 l'ambasciatore statunitense Stevens. Ahmed Abu Khatallah sarà processato negli Stati Uniti. Chi ci colpisce, ha detto Obama, prima o poi finisce davanti alla giustizia. Quanto invece all'Argentina, la presidente Kirchner si rivolge agli Stati Uniti: è estorsione sui tango bond, sulle obbligazioni argentine. La Corte Suprema impone all'Argentina di pagare il debito, la Corte Suprema americana. Spettro default. L'Argentina dovrà rimborsare $1.300 milioni ai fondi di investimento per il crack del 2001. La rabbia della presidenta Kirchner, che si dice disposta a negoziare con gli Stati Uniti, ma non cederò a un'estorsione come questa, a cui nessun presidente dovrebbe mai sottomettere il suo popolo. Il rischio ora è che tutti i creditori pretendano lo stesso trattamento degli Stati Uniti e servirebbero 15 miliardi di euro. 132 miliardi, ricorda la Stampa, il debito argentino finito in default al culmine della crisi nel 2001. 450.000 famiglie italiane in possesso di titoli di Stato argentini nel 2001. Sempre poi dalla Stampa andiamo al Tutto Scienze, l'inserto centrale, che ci riporta però a un aspetto del caso Gambirasio: polimorfismi e computer, così ho letto il DNA, dove c'è la firma del killer di Iara. A parlare in questo caso è il genetista Giuseppe Novelli, genetista e rettore dell'Università Tor Vergata di Roma, professore di genetica medica. Si producono copie per la decifrazione a livello chimico del DNA con reazioni a catena e i calcoli biostatici permettono di stabilire il grado di parentela tra profili genetici. La svolta delle indagini sulla morte di Iara Gambirasio è arrivata lontano dalla Val Brembana. Oltre a forze dell'ordine e Università di Milano, a dare un contributo fondamentale i laboratori dell'Università Tor Vergata di Roma, guidati dal genetista Giuseppe Novelli. Lo stesso scienziato, scrive la Stampa, che ha permesso alcuni anni fa di inchiodare il boss provenzano
e ora ha dato un contributo decisivo a smascherare l'identità del presunto assassino di Yara. Massimo Giuseppe Bossetti è stato identificato dopo quasi 4 anni di ricerche a partire dalla ricostruzione del suo DNA, codice genetico che si eredita metà dalla madre e metà dal padre e caratterizza ogni individuo. Tutto è iniziato dall'analisi di minuscole macchie, forse di sangue, rinvenute sulle mutandine della vittima. Tramite i cosiddetti sistemi di eluizione, dice il professor Novelli, è stato possibile staccare quella piccola traccia biologica dal tessuto. In pratica, gli scienziati hanno trattato il frammento di slip con un mix di sostanze chimiche che ha permesso di isolare quella che si è poi rivelata essere la traccia chiave. Successivamente il campione è stato sottoposto a una serie di procedure di pulizia. La traccia è stata purificata, spiega Novelli, vale a dire separata da altre componenti come proteine, minerali e sali tramite una resina in grado di legarsi alle molecole di DNA. Dopodiché il campione è stato misurato. Una macchina grande quanto un tablet che sfrutta particolari sostanze chimiche ha permesso di quantificare il DNA presente nel campione. A quel punto, spiega ancora il professor Novelli, a quel punto ci si è chiesti se la quantità ricavata fosse sufficiente per sottoporla a successive analisi che avrebbero permesso di confermare la natura biologica del campione, sangue, urina, sperma e così via. Ma vista la quantità esigua e il rischio di compromettere quell'unica traccia, si è deciso di proseguire direttamente con le analisi del DNA. Per rendere l'esame più preciso, il campione è stato copiato milioni di volte con una tecnica famosa, la reazione a catena della polimerasi, messa a punto nell'83, e che oggi vanta numerose applicazioni in medicina e biotecnologia. Il campione, spiega il genetista Novelli, viene utilizzato come uno stampo che, una volta inserito nell'amplificatore, macchina grande come un personal computer, permette nel giro di 4-5 ore di produrre moltissime copie. Il materiale ottenuto può essere letto chimicamente tramite il sequenziamento del DNA. La macchina utilizzata per l'operazione valeva solo qualche anno fa centinaia di migliaia di euro, oggi può essere acquistata a poco più di 1.000. Nel caso di Yara, racconta il genetista, sono stati analizzati 16 polimorfismi, cioè 16 punti di lettura del DNA che cambiano da persona a persona. Una volta che il sequenziatore ha svolto il lavoro, sullo schermo dei computer dei laboratori sono apparsi quelli che in gergo si chiamano picchi, piccole linee distinguibili le une dalle altre per colore, altezza e posizione. A quel punto era finalmente disponibile il profilo genetico dell'individuo che si stava cercando, cioè la sua impronta genetica digitale. Passo successivo, si doveva dare un volto, un nome e un cognome alla persona, che da quel momento chiave in poi i ricercatori hanno battezzato Ignoto 1. Infatti, mentre gli scienziati lavoravano per amplificare al massimo quella flebile traccia, in Val Brembana è iniziata un'operazione su vasta scala, unica nel suo genere. Squadre di carabinieri e poliziotti hanno contattato 18.000 persone residenti nella zona dove viveva Yara e hanno prelevato piccoli campioni di saliva dai quali estrarre frammenti di DNA. Senza questi controlli a tappeto le analisi dei genetisti sarebbero state inutili. Sarebbe stato impossibile rintracciare eventuali DNA simili o complementari a quelli del presunto assassino. Così è stato solo dopo aver analizzato questo materiale genetico che è stata trovata un'ulteriore traccia. Uno dei profili rivelava una certa compatibilità con quello rinvenuto sui vestiti di Yara. Poteva essere il DNA di un consanguineo del presunto killer. Si è deciso, spiega il professor Novelli, di concentrarsi sulla famiglia della persona che è risultata avere un DNA molto somigliante con quello delle tracce sul cadavere. Anche tra i familiari di questa persona, 2 figli e una madre, nessuno è risultato compatibile. Il padre era morto e quindi è stato escluso, ma ormai era chiaro che ci fosse un collegamento. Da qui è cominciata a formarsi l'idea che Ignoto 1 fosse un figlio illegittimo. È stato prelevato il DNA del padre che era già deceduto, estraendolo dalla saliva usata per attaccare la marca da bollo della sua patente e ripetendo le procedure eseguite sulla traccia rinvenuta sul corpo di Yara abbiamo trovato una compatibilità molto forte. A questo punto sono entrati i calcoli biostatici messi a punto dai genetisti romani. Questi sistemi, che consentono di stabilire il grado di parentela tra 2 profili genetici,
ci hanno permesso di ipotizzare che l'uomo poteva essere proprio il padre di Ignoto 1. Per escludere ogni possibilità di errore è stato riesumato il cadavere dell'uomo, prelevato il DNA da un pezzetto di osso, purificato dalla materia inorganica, analizzato con le stesse procedure usate per la traccia iniziale. In poche ore sui computer è apparsa la scritta match. Giuseppe Guerinoni era davvero il padre di Ignoto 1. A questo punto è partita l'altra battuta di caccia. Stavolta il campo era più ristretto. Sono stati analizzati i profili di oltre 700 donne che, in base alle testimonianze, potevano aver avuto contatti con l'autista. Lo scopo era trovare la componente materna del DNA per confrontarla con quella del campione. Sono state individuate possibili sospette, per una di loro si è visto che il DNA combaciava, doveva essere la madre di Ignoto 1. Gli inquirenti hanno quindi identificato il figlio della donna e con un controllo con l'etilometro è stata ricavata la sua saliva e il suo DNA. Da una nuova comparazione è emersa la compatibilità totale tra il DNA di Ignoto 1 e quello di Bossetti, la persona fermata. Il lavoro della scienza a questo punto era concluso. Ora tocca alle autorità ricomporre i pezzi del puzzle, conclude Novelli, e svelare il mistero che celano. Il mistero che celano, così si esprime il genetista che ha fatto l'indagine sul caso Iara. Alla pagina successiva del Tutto Scienze della Stampa c'è anche un servizio dedicato a un OGM, un organismo geneticamente modificato che c'è sempre dietro i formaggi e le carni made in Italy. Sul Corriere della Sera c'è l'intervento della senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo oggi nella pagina di Cultura sul tema degli OGM, da riconsiderare con favore, dice Cattaneo. Comunque, l'importazione di mangimi manipolati con OGM è ormai strategica, si finge di ignorarlo e il deficit alimentare cresce. Senza materie prime estere, il patrimonio zootecnico italiano crollerebbe. Il 62% del nostro mais non è adatto per l'uso umano, ma per l'uso animale. Sempre poi e comunque c'è sempre un OGM dietro formaggi e carni made in Italy, scrive La Stampa, che lasciamo con due segnalazioni. Dalla pagina economica una notiziola, giustamente, i debiti della pubblica amministrazione, quella valanga di decine di miliardi che lo Stato deve ancora pagare. L'Unione Europea aprirà una procedura di infrazione, nel mirino i tempi di pagamento. Il governo dice siamo già intervenuti, ma quei pessacchiotti dell'Unione Europea non se ne sono neanche accorti, e nemmeno quelli che dovevano essere pagati se ne sono accorti più di tanto. Se ne è accorto solo Renzi che siamo già intervenuti. Mentre concludiamo con un'ultima segnalazione dalla pagina di Cultura della Stampa, il pezzo è di Tonia Mastrobuoni da Berlino. L'ex oligarca russo dissidente Khodorkovsky ha scritto un libro, Lo scrittore venuto dal Gulag, titola La Stampa. L'ex oligarca rievoca in un libro storie e personaggi incontrati nelle prigioni dello zar Putin. 10 anni dentro ha fatto Khodorkovsky. Alla presentazione in Germania ha ricordato che nel suo paese 1 su 10 finisce in carcere. Compagni di viaggio, un ingegnere che si impicca per la vergogna, un gay, la spia e un secondino crudele. Ma lasciamo La Stampa e andiamo rapidamente a vedere anche le altre prime pagine di oggi, perlomeno le prime pagine. Repubblica apre col piano anti-evasione del governo Renzi, IVA e scontrini. Il testo del governo il 30 giugno alle Camere, per 18 milioni di italiani il 7,30 arriverà a casa. Scontrini telematici, trasferiti online in tempo reale all'Agenzia delle Entrate. Fatture elettroniche, pagamenti tracciabili, ipotesi di una lotteria per chi possiede scontrini fiscali. Sono alcuni punti del piano anti-evasione del governo. Per 18 milioni di italiani il 7,30 arriverà a casa a partire dal 2015. Poi avremo modo magari di approfondire i dettagli. Comunque la sintesi è questa. A fine mese il progetto per rendere tracciabili tutti i pagamenti. Spunta anche l'ipotesi della lotteria con gli scontrini fiscali. Scontrini fiscali telematici, cioè in pratica trasferiti online in tempo reale all'Agenzia delle Entrate, fatture elettroniche e il piano anti-evasione del governo. Gli importi degli acquisti potranno essere trasmessi immediatamente all'Agenzia delle Entrate per i controlli. L'obiettivo è aggredire l'evasione IVA, come dice Visco, l'ex ministro, che porta con sé quella di IRAP e IRPEF. E poi c'è la novità del 7,30 a casa per 18 milioni di italiani. Poi toccherà le partite IVA, dichiarazione dei redditi precompilata. Anche Libero la pensava male come noi, perché oggi titola in prima pagina
Il fisco più amico o un tranello per il 730 mandato a casa? Tornando invece a Repubblica, c'è il retroscena sul Senato, il sì alla riforma del Senato in aula entro fine mese, e poi il commento della cronista giudiziaria Liana Milella sulla lettera di Napolitano che potrebbe cambiare il destino del caso Bruti-Robledo al Consiglio Superiore della Magistratura. Da venerdì la lettera è sul tavolo del vicepresidente Vietti. Napolitano precisa i poteri del procuratore capo. Il Quirinale difende le prerogative dei capi del pubblico ministero, cioè in pratica in questo caso di bruti liberati. Poi c'è ancora in prima pagina su Repubblica il racconto di Paolo Berizzi sull'intuizione della biologa e la saliva su una patente. Stiamo parlando, l'avrete capito, del caso di Chiara Gambirasio, e in questo caso la biologa è l'anatomopatologa Cristina Cattaneo, se non vado errato. A pagina 14 c'è il dettaglio del racconto di Paolo Berizzi, la svolta dall'intuizione. No, la biologa non è Cristina Cattaneo, che è anatomopatologa, è una biologa poliziotta, la svolta dall'intuizione di una biologa poliziotta, ma l'ostacolo più grande è stata l'omertà dei paesi, i passi falsi dell'indagine, mancanza di testimoni, alla fine il colpo di fortuna, la saliva sulla patente. È troppo lungo il pezzo adesso per poterlo leggere, perché in prima pagina c'è anche l'album dell'orrore firmato dalla Jihad islamica in giro per il mondo, soprattutto in Iraq e in Siria. Alle pagine 32 e 33 di Repubblica l'approfondimento sull'album dell'orrore della guerriglia santa islamica. Le foto irachene in particolare hanno fatto il giro del mondo, quelle della gente sdraiata a terra che veniva brutalmente assassinata, esecuzioni sommarie nei primi giorni dell'offensiva dell'ISIS, che è lo Stato islamico dell'Iraq e della Grande Siria, offensiva sui soldati regolari di Baghdad, fanatici con i Kalashnikov che caricano le loro vittime su vecchi mezzi arrugginiti o le fanno marciare verso fosse comuni, ragazzi con le maglie dei campioni preferiti ricoperti di sangue, e la rete utilizzata per propagandare le loro azioni, quasi per ostentare la ferocia e lanciare un messaggio all'Occidente. Ma ancora in prima pagina su Repubblica c'è l'articolo di Anais Ginori da Parigi su Darius, 16 anni, è stato ritrovato con la testa fracassata di botte in un carrello della spesa, abbandonato vicino all'autostrada. Uomini incappucciati erano andati a prelevarlo in una baraccopoli rom. Ragazzo rom linciato a Parigi dopo un furto. La Francia sotto shock, titola Repubblica. Ma c'è anche la chiacchierata, l'intervista alla dogessa di Galan, cioè alla dottoressa Claudia Minutillo, l'ex segretaria di Galan, protagonista anche lei della vicenda delle tangenti Mose. Noi gli onnipotenti del Mose, le mazzette normali, dice la dogessa di Galan, cioè Claudia Minutillo. Ci sentivamo onnipotenti, sì. Dopo un'ora di intervista, scrive Fabio Tonacci da Padova, Claudia Minutillo riassume così 10 anni della sua vita, o meglio, delle sue 2 vite. Assistente di Giancarlo Galan, che definisce uomo di grande intelligenza, amante della bella vita, mi ha fatto cacciare senza nemmeno dirmelo in faccia. Lanciatissima imprenditrice, poi a fianco di Pier Giorgio Baita. Con quest'ultimo ha condiviso l'arresto nel febbraio 2013, indagata per false fatturazioni e concorso in corruzione. Cominciava così la Tangentopoli della Laguna e lei da allora si è chiusa nel silenzio, fino ad oggi. Non sono una tangentara, dice di sé, né la Dark Lady descritta dai giornali, concentrati su dettagli stupidi e privati. Sono stata trattata in modo sessista dai media, soltanto perché donna. Eravamo onnipotenti, far girare le tangenti ci sembrava normale. Repubblica sintetizza le affermazioni di Claudia Minutillo. Parla per la prima volta l'ex assistente di Galan, col suo arresto iniziava lo scandalo Mose. Pensavamo che fosse l'unico sistema possibile. Io ero solo un ingranaggio, l'arresto è stata una liberazione. Soltanto allora abbiamo capito la gravità delle nostre azioni. Rispetto al 92 tutti dicevano che la corruzione c'era ancora e nessuno l'avrebbe mai scardinata. Questo dalla prima pagina di Repubblica. A pagina 9 poi Repubblica si occupa del Movimento 5 Stelle. C'è un nuovo cerchio magico nel movimento di Grillo. Grillo è in vacanza, Casaleggio è assente. Il movimento è in mano a un gruppo, scrive Repubblica, capitanato dal vicepresidente della Camera Di Maio e dal figlio di Casaleggio, da cui è nata la svolta sulle riforme. Malumore nei gruppi parlamentari perché non c'è discussione.
Lasciamo Repubblica, andiamo al primo piano del quotidiano nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione. Qui c'è spazio anche per gli alti lai della Confesercenti. Ci avete spolpato, ai comuni 34 miliardi di tasse, i commercianti dicono ne rivogliamo 50 e i negozi continuano a chiudere. Una stangata da 34 miliardi che rischia di strozzare le imprese. Ci vuole un nuovo patto fiscale, dice il presidente Confesercenti Marco Venturi. Nei prossimi 5 anni vogliamo un impegno solenne da parte di governo, regioni, enti locali che preveda la restituzione di 10 miliardi all'anno a cittadini e imprese, finanziato da tagli coraggiosi della spesa pubblica. E sempre dal quotidiano nazionale, andando invece alle pagine economiche, l'energia alle imprese. Renzi ha promesso che la bolletta calerà, ma il conto lo paga il fotovoltaico. Incentivi verdi spalmati, stretta sugli sconti alle ferrovie dello Stato. Venerdì il decreto per avere bollette più leggere per le imprese che risparmieranno tra gli 1,9 e i 2,9 miliardi di euro. Il Ministero dello Sviluppo sta chiudendo le bozze del decreto che dovrà abbattere il costo dell'energia elettrica di circa il 10% per le aziende. Gran parte di questa cifra sarà recuperata rendendo meno convenienti gli incentivi per il fotovoltaico e con un'altra miriade di piccoli tagli che vanno a colpire anche Trenitalia. L'ex monopolista del trasporto su ferro non potrà più godere di un regime tariffario speciale sull'energia elettrica. E vediamo anche dal secolo XIX di Genova un'altra delle vicende di corruzione di questo periodo è Ruberia, la Cassa di risparmio Genova, Carige. Ora è caccia alle ville, la procura chiede sequestri per 150 milioni di euro, nel mirino gli immobili. Passati al setaccio i patrimoni del clan Berneschi, l'ex presidente Carige. La finanza, la Guardia di Finanza, cerca in tutte le banche italiane. La procura di Genova alza il tiro e chiede sequestri per la cifra monstra di 150 milioni di euro, a carico degli indagati nell'inchiesta su Banca Carige. Vediamo anche la cronaca del Garantista, un nuovo giornale diretto da Piero Sansonetti, che si occupa del ministro Alfano che gridò "dagli al mostro", cioè al Bossetti, il sospetto killer di Chiara Gambirasio. Giornali, politici e governo scatenati, per fortuna li frena la procura, dice il Garantista in apertura, tenendo fede al titolo della sua testata. Ma vediamo anche Libero, come cambia il 730, dicevamo, fisco più amico o tranello, si domanda Libero. Dall'anno prossimo il modulo per la dichiarazione dei redditi, il 730, arriverà precompilato a casa di 35 milioni di italiani, 18 diceva Repubblica. Ad ogni modo niente controlli per chi accetta l'importo delle deduzioni e detrazioni precompilato dal governo. C'è il rischio dei ritocchi e i problemi di privacy, perché se uno non accetta, che succede? E poi dobbiamo fidarci del precompilato che ci arriva a casa chiedendoci i soldi per le tasse, 730. Il fisco insomma sarà più amico o è un tranello? Intanto ci vogliono le gabbie salariali, dice il Fondo Monetario Internazionale, che non è nuovo a suggerire all'Italia questa posizione. Subito le gabbie salariali e tagliare tasse e debito. Per il Fondo Monetario Internazionale il piano di Renzi è ambizioso, ma servono riforme più incisive. L'FMI invoca meno investimenti su pensioni, più sull'istruzione, sgravi per una bad bank che concentri tutte le schifezze delle banche italiane. Intanto IMU e Tasi, l'abbiamo già detto ieri, doppiano la vecchia ICI. Se per un immobile strumentale nel 2001 si pagavano 1.900 euro, il conto adesso è salito a 3.009, è l'allarme della Confesercenti. Quanto al 730 che arriverà a casa, occhio agli sgravi, suggerisce Libero. Dal 2015 la dichiarazione dei redditi precompilata, detrazioni e deduzioni incluse, anche per dipendenti privati e pensionati. Niente controlli se il contribuente accetta i calcoli fatti dal governo. Il fisco si avvarrà dei dati di farmacie, aziende e enti previdenziali. Cosa c'è sotto? Si domanda Libero con Antonio Castro. Dietro questa riforma c'è il progetto di rivedere tutti gli sgravi per trovare i 20 miliardi necessari a coprire l'introduzione del quoziente familiare, oltre che a coprire il famoso bonus da 80 euro. Ma in prima pagina su Libero c'è anche spazio per lo spot autogol di Gianfranco Fini, l'allenatore nel pallone, un filmato grottesco per il rientro in politica. Vediamo se lo troviamo su YouTube, lo spot
di Gianfranco Fini allenatore, quello che adesso occupa anche i commenti dei giornali. Un filmato grottesco, scrive Marco Gorra su Libero, per il rientro di Fini in politica. Nel video in cui annuncia il suo ritorno, l'ex leader di Alleanza Nazionale si cala nei panni di un allenatore di calcio. Il risultato è grottesco. L'articolo di fondo di Libero, firmato dal direttore Maurizio Belpietro, si occupa della banalità del male e di quegli assassini come se nulla fosse, tra Motta Visconti e Mapello, dall'arresto di Bossetti, presunto assassino di Iara Gambirasio, e di Carlo Lissi, che ha sgozzato moglie e figli ed è andato a vedere la partita, sono passati appena 2 giorni, ma ne ho già le orecchie piene, scrive Belpietro. In 48 ore si è sentito di tutto, molte analisi tecniche, commenti moralistici, stupidaggini, parole banali per commentare la banalità del male. Un muratore tutto casa e animali che violenta una ragazzina tredicenne e la lascia morire in un campo. Un tecnico informatico invaghito di una collega, convinto che la famiglia sia di intralcio, la elimina a coltellate. Schifezze d'uomini, come ha scritto Feltri? Sì, forse. Ma ciò che colpisce è l'apparente normalità, non prima, dopo. Prima è facile, non è ancora successo nulla. Non avendo ancora le mani sporche di sangue si può fingere che sia tutto a posto, anche quello che di strano c'è dentro. Ma dopo che la pazzia, le pulsioni sessuali, la violenza sono tracimate, dopo che hanno distrutto la vita altrui, come si fa a continuare a vivere come se niente fosse? Mostri? Sì, è il modo più facile per etichettarli, scrive Belpietro. Il loro comportamento è così mostruoso che per forza non devono essere normali. Ma è proprio così? Ne siamo proprio sicuri? Mi torna in mente un delitto tremendo di parecchi anni fa, una trentina almeno. Un ragioniere stermina la famiglia e per qualche anno riesce a farla franca. La prima a essere eliminata la suocera, aveva il torto d'aver scoperto che il genero impiegato di banca aveva fatto sparire dal suo conto un po' di soldi. Il ragioniere accompagnò moglie e figlia al mare, poi tornò a regolare i conti a modo suo. La suocera finì in discarica. Per un po' di tempo la vita continuò serenamente, perlomeno fino al giorno in cui la moglie dell'impiegato scoprì di dividere il letto con un assassino. Allora il ragioniere si inventò un trasloco e finì il lavoro murando la consorte e la figlia nel sottoscala. Emigrò facendo credere che a emigrare fosse l'intera famiglia, al contrario i cadaveri erano lì. Si ricostruì una vita all'estero, ogni tanto tornava per sincerarsi che tutto fosse a posto. A scoprire le salme fu Antonio Di Pietro, che allora non si occupava ancora di mazzette ma di assassini. Il pluriomicida fu preso dopo una fuga di qualche settimana. Lo soprannominarono il mostro di Leffe, ma di mostruoso aveva niente se non l'apparente normalità. Figlio di famiglia benestante, fratello affermato professionista nella capitale, il bancario s'era trasformato in killer. Un giornale, prima di sapere di chi fosse opera il delitto, si spinse a criticare l'imbastardimento della popolazione causa immigrazione. Ma scovato l'autore del massacro, si scoprì che era bergamasco. Il mostro di 30 anni fa veniva dalla stessa provincia di Bossetti, il muratore accusato d'aver ucciso Iara, e dalla stessa regione di Carlo Lissi, il tecnico informatico che ha sgozzato moglie e figli. Ad accomunarli non è solo il luogo in cui sono nati, ma i delitti che hanno commesso, la normalità ostentata dopo, scrive Belpietro. Assassini come se nulla fosse, omicidi quasi a loro insaputa. Lissi, dopo aver sterminato la famiglia, si fa la doccia, come dopo una giornata di lavoro, si mette gli abiti puliti, va al bar a godersi la partita. Bossetti, dopo aver ucciso una bambina che ha l'età dei suoi figli, continua la vita di sempre, 2 carezze, cani, gatto, foto su Facebook, cresima del figlio. Il mostro di Leffe, come gli altri mostri, viveva la sua vita con un'altra donna in un altro paese, tranquillo, nascosto, sepolto in fondo alla coscienza. Chiuso in un angolo perché il male non riemerga. Schifezze d'uomini? Sì, forse, ma molto normali, troppo normali, scrive il direttore di Libero. Sempre pronti ad autoassolversi, forse perfino a commiserarsi, perché a loro era toccata in dono una vita normale, non spericolata. E così eccoli accontentati. Adesso hanno una vita spericolata e per sempre. Purtroppo, per averla, l'hanno tolta a persone innocenti, che invece la vita normale la volevano. E non volevano perderla, perché come il male anche gli assassini sono banali e quando vogliono fare qualcosa di veramente anormale non trovano mai il coraggio, cioè ammazzarsi. Peccato.
Leggo infine, commenta Belpietro e chiude, che dopo le dichiarazioni del ministro dell'Interno che ha anticipato l'arresto del muratore accusato d'aver ucciso Iara, c'è stata levata di scudi. Gli imputano d'aver parlato troppo presto, aver rovinato le indagini e qualcuno perfino d'aver messo sotto i piedi il principio di innocenza. Premesso che per quanto mi riguarda adotterei il metodo inglese, cioè silenzio stampa, e lo suggerirei ai ministri, fa ridere che si riscoprano solo oggi per un assassino pedofilo il segreto istruttorio e la difesa dei diritti dell'imputato. Per 20 anni se n'è fatto strame invocando il diritto a essere informati. Adesso si deve tacere sugli autori dei delitti. Anche questa è normalità, conclude Maurizio Belpietro. E con ciò concludiamo anche noi. Giulio Cesare Carnelli ha trovato lo spot di Fini, lo mandiamo così al volo senza averlo neanche sentito prima. Lo spot dove Fini riannuncia il suo ritorno in campo in veste nello spot di allenatore di calcio. Una partita si può perdere se la giochi a testa alta, senza secondi fini. Per tornare a vincere, partecipa. Roma, 28 giugno, Eur, l'Italia che vorresti, una riunione, diciamo così, convention, chiamatela come volete, anticipata da Fini. Si vede un tizio che tira il rigore e la voce fuori campo dell'allenatore Fini. Per una casa sicura, nel rispetto dell'ambiente e con prodotti di alta qualità e design, scegli Serramenti Premazzi. Premazzi produce e installa serramenti di vario tipo: porte, blindati, sistemi anti-intrusione, porte sezionali, grate in acciaio e tapparelle blindate. Tutto con interventi rapidi e poco invasivi. Finanziamenti in 12-18 mesi a tasso zero e possibilità di detrazioni del 65%. Serramenti Premazzi, a Gorla Maggiore in Viale Europa 3, 0331 61 78 59. Serramentipremazzi.it. Vi aspettiamo! Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 euro. Venite a trovarmi, vi aspetto! Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli ascoltatori di Radio Padania prosegue. Se riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti, mi raccomando, rispondi Radio Padania Libera.